prusu a isettau. Su festival ca sconcorda da isfaulasa chi pertoccanta a sa Sardinna, ca possannu de 4 de sighiu adigarriau su centru de Aristanisi cun is caras ammannasa e spantadasa e is banderasa scoloradasa e meda preguntasa. E itta de tottu cussu chi si contausu, in pizzu nostusu, esti unu pensamentu, unu giugiu grafau in conca, unu giudiziu lepiu, unu stereotipu. E itta, assimbessi, esti berusu. Seusu di avverasa di aici o su chinanta esti fruttu di una castiada all'estra. Mancai de vorasa. Faulasa, chenza de cicai scusasa, conta da echiniseusu e commenti sibieusu. Unu festival podottu i sardasa e i sardusu, unu sprigu mannu, posi castiai e arregionai in pizzusu dei gussu ca pensausu de essi. Una baga podottusu, posi castiai in un'altra maniera. Ma s'ambizia non esti de arrangiai chistionisi o de ingolli veridadi. Sa punna esti a comprobai is convinzionisi chi deneusu po liberai sa duda. Deusu a fai cun unu scantu de monologosu, po cicai de sciusciai, de scullai, de ampullai, de bortullai, ca l'ancunu diciu in pizzusu de sa Sardigna e de sardasa e sardusu. No eisi agattai veridadisi assolutasa, ma eusu a bessiri dei noi cun unu pagu de coscienza in prusu, ma andiat a essi balliu su pesariu. Custu festival esti concordau de medas picciocas e picciocusu di Assemblea Nazionale Sarda, genti chi stimat sa Sardinna e ca funti volonteras e volonterisi. Du 20 poddebadas de 4 annusu, cun faulasa in Noe Aristanisi e donni a 28 di aprile in Casteddu, concordendi sa festa possa dia de sa Sardigna. Funti in tottu s'isula cun progettus in is iscollasa e medas a eventus culturalisi. Tottu strantajau cun s'attrividu de Dorrai Caballu a su patrimoniu culturali, istoricu e linguisticu, po fai cresci sa coscienzia nazionali sarda. E moi convido a avviare noi in su palco su presidente dell'Assemblea Nazionale Sarda, Riccardo Pisu Magia. Saluti Ricchi, beni. Tenisi su tu? Olè. Buonasera a tutti, grazie a Daniela per questa isterrida. Itenarrede, non voglio furare di tempo ai esperti, a gente che meglio di me ad affrontare di tutti i temi che ho saputo, non voglio anticipare nulla. Due faula se via, voglio narrare, chi pozzo. Se obessio a pizzo di questo palco con una giacchetta da viola, questo colore che in sardo ne uso tenato, che qualcuno non abbia itto, non si può adumperare in teatro. Tutto su ischi chi è un colore che in suo teatro non si impara, poitte, capochistione religiosa, de quaresima, non si deve adumperare. Fia da su colore est, su colore di sparamento liturgico, no? Castia, devo ti faccio via su palco poi non esti proprio questo su colore, che non ti ci bogare, se tu sei unendo, come Taddeo sei un teatrante, sei superstiziosa pure. Certo, ma qual è questa questione? Esatto, è una questione di superstizione, che a chiunque da si viola in teatro si narra da chi non si arricchidi, perde denaro e te ne disfruttano di sua vita. Tanto, questa è una favola che io volevo sconciare, ma s'altra favola, manna, che mi prega di sconciare oe, è che i sardos non funti buoni a organizzare. Non che questa è una macchina organizzativa, manna meda, che via da Gusti Mengiano ha visto su chi succede in ospitali Santi Antoni, che veniva un po' brangio, ha visto come è fia questa organizzazione del suo brangio, e è tutto un traballo volontario, un traballo che va entre i socios dell'ANS, poi sul fatto che è creente in questa causa, poi sul fatto che è creente in un benedore mengiuso. E tanto, tornando grazie a Issoso, tornando grazie a Daniela, a EIA TV e salutando i amici che vanno seguendo in collegamento e nelle pagine Facebook dell'Assemblea Nazionale Sarda e di EIA TV, vi auguro
buonu anstolk a tutti e grazie ancora. Grazie a tu, Irka. Zibioso a pustisi. E tandusu, podeusu incominciare. Is fuedadoras e fuedadoris che io ascoltai anta attenni 10 minuti bruso manco, poi sciusciai uno dicciu in pizzusu de sa Sardegna. Pieusu impari e chini vunti con s'aggiudo de su video. Giai vai da naiga is temas a funti de interesse umano e incominciau sul luogo. Issu esti subru giovunu de schianta fuedai oi. Ha di fatto sceveru a cuitu con coscienza de abbarrai in sa città di cosa sua in noi esti nasciu, po cresci, ponni a reginisi, a magnai e fai a magnai sul logo impari con issu. Quando dopo vedi come ti vidi sa Sardina entra de 20 anni, manau gadimidi gaseusu dottusu a sa matessi manera con is populusu dessa Europa malandata. E ca due vodi dessi sa di moria desindiscaresci cussu che si fai di unicusu e differentisi. S'applicada po concordai eventusu ca bertoccanta sa musica, su sport e isatobiusu in prazza. Ad incominciau in maniera simpli, ma comprendendo bene ca gustasa funtis attividadisi ca donanta vroa e fundamento a sa vida de sa comunidadi. Issu benidi de sa cittadiga o cannuvurus a Casigiada e sinarada ga in Aristanisi non c'è nuda. Ad essi beridadi o una faula Zidugontada Mattia Murru. Buonasera a tutti, io sono Murru Mattia, sono un ragazzo nato, cresciuto e che ha voluto mettere le proprie radici qua a Oristano. Vivo fin da sempre con una storia che tutti quanti ci raccontano qua in città, ossia che a Oristano non c'è niente. Diciamo che è un po' una favola che sono qua per spaccare il ghiaccio, anche a dover un po', come dire, distogliere da questa realtà, perché ci sono tante dimostrazioni che ci diranno il contrario. Però bisogna prima di tutto comprendere quella che è questa dura citazione che la mia generazione, le generazioni passate e sicuramente anche le generazioni in futuro purtroppo nasceranno sotto questo aspetto dove a Oristano non c'è niente. A Oristano chiaramente è semplicemente una semplificazione, perché il luogo comune prevede anche che in Sardegna non ci sia niente. Niente da fare, nessuna iniziativa utile, nessuno sviluppo che si può fare. Quando in verità vedremo poi con
questo piccolo racconto di come funziona Oristano, di come può funzionare il tutto, che è solamente una favola da dover smentire. Il tutto nasce con una condizione di vuoto. E la condizione che tutti quanti sentono è che è in qualche modo un sentimento che fa crescere e aumentare e credere veramente in questa favola, ossia che c'è qualcosa che non c'è, manca. Questo vuoto si sente, questo vuoto lo sente le generazioni più giovani, nelle cose da fare, nelle attività che si possono svolgere, ed è un po' un racconto che porta a una realtà molto molto complessa, anche poco vantaggiosa per quella che è la città e per quella che è la regione Sardegna. I ragazzi pensano che la cosa migliore davanti a questo vuoto sia scappare, pensare che la cosa più corretta sia evadere da questa realtà che non ha una soluzione effettiva per i ragazzi e per tutta la popolazione che ne fa parte. È un sentimento che addirittura rischia di essere come un virus, perché se non pensi questo e se non credi fermamente che a Oristano non c'è niente, sei così tanto controcorrente che non sei credibile. I ragazzi infatti sono tutti convinti che Oristano è una città vuota, una città in cui mancano le opportunità, una città in cui il fatto che non c'è niente da fare porti totalmente a un blocco continuo della personalità anche delle persone. Nella realtà dei fatti però questo vuoto di cui ora parliamo è una mancanza che per certi versi deve subire un aspetto di consapevolezza. Quando questo vuoto diventa mancanza vuol dire che la gente inizia a notare che si può fare qualcosa per colmare questo vuoto, ma non è semplice. Anche perché la soluzione migliore, come abbiamo detto, purtroppo è intanto credere a questa favola e poi scappare. Questa mancanza però sicuramente ha una capacità per poter essere colmata. La consapevolezza di questo aspetto fa sì che alcune persone almeno capiscano le opportunità che ci possono essere. Il fatto che in una città piccola come Oristano si senta il vuoto e si senta questa mancanza porta purtroppo anche le varie generazioni a modificarsi nel tempo. C'è una accettazione del fatto che manca una valvola di sfogo, un'attività comune, che poi possa portare nella realtà dei fatti a un'attività sociale vera e propria. È un aspetto da non sottovalutare perché forse è il più grave di tutti quanti. Il fatto che c'è il sentimento reale che esista un vuoto e che esista una mancanza e che non esista una soluzione fa sì automaticamente che le generazioni man mano a venire siano sempre meno convinte e sempre meno propositive nell'avere un'attività sociale. Questo per forza di cose porta a un distaccamento anche a livello psicologico di tutte quelle connessioni tra persone che dobbiamo continuare ad avere e che sono fondamentali per poter colmare questo vuoto. C'è però una possibilità chiara, perché questa mancanza, proprio grazie a questa consapevolezza che deve crescere e aumentare, si può trasformare in opportunità. Le opportunità in verità sono tantissime, perché sta proprio là il concetto di vuoto. Se io sono capace di comprendere perché quel vuoto esiste, perché non è stato ancora colmato quel vuoto in una certa maniera, e ho il pieno interesse per mie questioni personali e anche per questioni molto più larghe, più sociali, più positive per la comunità, è là che parte un meccanismo nel cervello, ossia cosa posso fare per colmare questo vuoto? E questa è la cosa assurda, perché si pensa sempre che la Sardegna e che Oristano sia una realtà poco propositiva anche a livello economico, poco attiva. Ma questa mancanza e questo vuoto è la vera chiave, dove le persone teoricamente dovrebbero creare intraprendenza per poterlo colmare e automaticamente portare valore alla città e alla regione. Questo aspetto purtroppo però non è semplice da poter indottrinare nella testa delle persone e soprattutto dei ragazzi. I ragazzi crescono
sempre più con questa convinzione del fatto che questa opportunità in verità non esista e attuano automaticamente una scelta, il professionalizzarsi al di fuori della Regione Sardegna. Questa cosa, per certi versi, può fare male. D'altra parte, ha anche dei risvolti positivi. Ben venga il fatto che dei giovani vadano a professionalizzarsi fuori. Non è un caso però che tutti i giovani o la maggior parte dei giovani che vanno fuori hanno un estremo bisogno di tornare qua. È là che probabilmente manca quella comprensione. Tutte le capacità che io sono riuscito a ottenere e a rendermi valido a livello professionale, qui, che c'è un vuoto enorme da colmare, lo posso colmare con tutte le opportunità che posso vedere. È un aspetto che, come detto prima, deve essere in qualche modo indottrinato nella migliore delle ipotesi fin dall'adolescenza e anche preadolescenza, perché è proprio quella l'età in cui si sviluppa questo pieno concetto di astensionismo e disinnamoramento della propria città. Nella realtà dei fatti io non penso che sia Oristano il problema, penso che sia più che altro un pensiero psicologico che molte persone adattano quando la realtà la vedono piccola, non la vedono adeguata attualmente alla loro condizione. Ma basta semplicemente parlare e comunicare probabilmente per trovare una soluzione positiva. Chiaro anche è vero che l'intraprendenza non è semplicissima da insegnare, ma quello che manca ed è da creare, e un evento come questo lo fa, è proprio quest'unione di menti, unione di cervelli. Fare in modo che si crei una rete tra le persone che hanno un interesse, una propensione a creare e a colmare quel vuoto, fa sì che automaticamente queste opportunità si possano veramente creare. La cosa poi positiva da questa opportunità è creare azione. L'azione è però quel passaggio estremamente complesso, perché tutti sono bravi in qualche modo a dire quello che non va bene, dire quello che manca, a lamentarsi. Chiaro che però chi fa sono sempre pochi, è sempre persone che hanno in qualche modo accettato di mettersi in gioco a tal punto da rischiare tanto, anche quando sembra poco. Anche il metterci la faccia, il rischiare la propria identità nell'esporsi in una maniera simile, non è da poco. Ed è un altro di quegli aspetti che non possiamo nemmeno pensare che possa venire insegnato nelle scuole. Ci deve essere un'abitudine automatica e un poter continuare a coinvolgere le persone nell'intraprendenza, nel fare le cose. Non tutti fanno azione e probabilmente chi la fa sono quei pochi fortunati che hanno capito prima degli altri le cose. Ben venga che ci siano persone che creano azione, ma è fondamentale che da questa azione ci sia poi una condivisione di quello che viene fatto. Porto la mia storia. Io ho avuto l'indole quasi naturale di impegnarmi in attività sociali per la mia generazione. Ho avuto anche la fortuna di avere persone al mio fianco che, come me, si sono trovate, diciamo, annoiate. La cosa positiva però della noia è che spesso è l'anticamera della creatività e ciò porta automaticamente a poter creare valore nelle cose. Ho avuto la fortuna di avere questa cerchia di persone che si è unita e che ha capito quello che può essere il piacere e anche il dovere assieme. Quindi poter creare veramente un qualcosa che non c'è, ma facendolo con passione e con amore. Abbiamo creato un evento sportivo che nel corso degli anni è diventato estremamente importante per tutta la regione e nella sua nicchia sport, anche a livello nazionale. Ma il tutto è nato perché sapevamo che semplicemente non c'era granché da fare per la nostra generazione. Non è nato con un obiettivo alto di raggiungimento, ma è nato semplicemente come un intrattenimento e un passatempo, cosa che spesso le generazioni attuali, anche su una semplicità come crearsi un intrattenimento, non riescono più a farlo e si aspettano che qualcun altro lo faccia per loro. Io sono stato un po' vittima di questo aspetto della mia città. Sono stato la persona di riferimento per poter creare un qualcosa per gli altri, senza che nella realtà nessuno poi la creasse per me. Purtroppo non sono mai stato un fruitore reale delle attività dei giovani, ma sono stato un creatore. Questo aspetto, come fruitore, chiaramente mi dispiace non esserlo mai stato, ma mi crea un enorme senso di dovere, di condivisione di quello che ho fatto. Infatti ringrazio anche semplicemente la mia presenza qui, ringrazio Anse per avermi coinvolto, per avermi in qualche modo
permesso anche di iniziare con un argomento simile, perché si lega molto anche a quello che fate voi, e forse è un concetto proprio principale. Dopo tutto quello che viene fatto, mandato a termine e portato avanti nel corso degli anni, è fondamentale non essere le uniche persone a sapere che facciamo. Noi dobbiamo condividere quello che facciamo, ma condividere le nostre competenze su come lo facciamo. Perché la cosa migliore, non solo per noi, perché non dobbiamo più essere egoisti a quel punto, ma è ampliare le nostre conoscenze a livello creativo, organizzativo, semplicemente anche produttivo, per fare in modo che questa condivisione esista e che certe persone capiscano che questo luogo comune in verità non esiste, perché siamo i primi a doverlo sfaldare totalmente, con anche le nuove generazioni, le nuove persone che non ci hanno mai creduto in questo aspetto. L'intraprendenza magari non si può insegnare? Secondo me sì. C'è chi ci nasce, ma con i giusti mezzi e con la giusta anche brillantezza nella comunicazione che bisogna assolutamente avere, un luogo comune del genere viene distrutto. Io vi ringrazio, perché mi aspetto che ci sia un enorme interesse nel comprendere che anche un evento come quello di oggi, ma anche tutte le attività che vengono fatte in una piccola città e in una grande regione importante come la Sardegna, non valgono poco. Anche una minima iniziativa ha un senso, perché è un'azione. L'importante è condividere quell'azione e far capire il valore che ha avuto quell'azione anche solamente nell'intraprendenza di farla. Grazie mille. Bene, Meda. Grazie a Mattia Murru. Complimentos. Grazie mille. Grazie a tu. E moi, Sigheusu. Issa esti sociologa e professora di sociologia all'Università de Casteddu. Ha iscritto, ha iscritto uno scanto di pubblicazioni, articoli e libri. Esti studiosa manna, esperta de contus dillicausu, commenti sa questione palestinesa, sa militarizzazioni, sa violenza dei status e su scesso dei sculturas. Ad studiato e traballau in medagiasso su dessu mondo e appustisi ad fatto scioveru di abbarrai in noi, de guerrai e ponni sfrozzasa e iscanoscenzas de cosa sua po sul logo su, mancai chi a portasa sia da grai e fadiosu, a guerrai contrasa su colonialismo che beni di devorasa e cussu che beni di dia intru. Si seusu cannottasa una parica di anni fa difendi volonterasa con su mattessi assoziu e se ho pregiata a meta de da torrai a toviaie intendi oi in noi in pari con posatrusu. I basi militari bettinti traballu e ricchezza ad essi beridadi o ad essi una faula? Si tu contada, aide, esu. Buonasera a tutte e a tutti, grazie per questo invito. La questione che mi avete chiesto di affrontare questo pomeriggio è abbastanza complessa, quindi proverò a fare dei ragionamenti per grandi quadri, perché in 15 minuti affrontare un tema così complesso non è facile. Vorrei chiedere se potete avviare la prima slide. Io non le vedo? Devo mandarle io? Ok, benissimo. Allora, vorrei cominciare con questa fotografia, una fotografia che ho fatto 3 anni fa in una manifestazione antimilitarista del 6 giugno. E perché uso questa fotografia? Perché in qualche modo rappresenta un po' un percorso importante che i movimenti di protesta contro le militarizzazioni in Sardegna hanno attraversato, perché pone l'attenzione su un problema fondamentale, riflettendo su quelli che sono gli studi di Bell Hooks, sui problemi della didattica, ma soprattutto sui processi di colonizzazione, perché richiama l'attenzione sulla consapevolezza che corpi e territori sono indissolubilmente legati nei processi di colonizzazione. E dobbiamo soprattutto agli importanti studi sul post-colonial e al transfemminismo se questo discorso finalmente viene portato all'attenzione,
perché tutti questi temi ci richiamano a un problema fondamentale che è quello della giustizia globale, e i temi dell'estrattivismo dei corpi e dell'estrattivismo dei territori sono al centro di questa riflessione. La Sardegna è stata oggetto, come altre isole, di un processo di estrattivismo importante che ha attraversato più secoli, e soprattutto a partire dagli ultimi 70 anni l'estrattivismo si è concentrato su quella che è invece l'utilizzazione dello spazio di questo territorio in un processo di militarizzazione. È un processo che ha riguardato non solo la Sardegna, ma migliaia di isole. Gli Stati Uniti controllano oltre 8.000 isole nel Pacifico, e non è un caso che il controllo del Pacifico sia storicamente diventato un punto strategico importante per gli Stati Uniti per tutti i fronti di guerra che ha aperto nel corso dal dopoguerra ad oggi. E le isole sono fondamentali. Per quale ragione? Perché sono frutto di una teoria geopolitica sviluppata da John Dulles, che era il senatore americano che è dietro il primo accordo tra gli Stati Uniti e Italia, in quel famoso concept framework che ha portato degli accordi bilaterali tra gli Stati Uniti e l'Italia, e che ha regolamentato poi tutti i processi di militarizzazione del territorio italiano, in particolare delle isole. Perché cito questo documento? Perché è un documento fondamentale. È fondamentale in termini di regolazione di questi territori, ma è fondamentale perché noi ignoriamo il contenuto di questo documento. È un documento ancora oggi segretato, e sappiamo dai primi rapporti che poi sono stati pubblicati attraverso Wikileaks che il frame che poi ha accompagnato la Sardegna, la Sicilia, ma anche decine di altre isole, è andare a guardare quelle isole che sono conquistabili, perché hanno una classe politica fragile, perché vengono interpretate come poco coese al loro interno, perché ci sono enormi spazi a disposizione, e questi enormi spazi a disposizione diventano, diciamo, il percorso circolare attraverso cui la colonizzazione di questi territori diventa così fondamentale. Quindi le Concept Islands diventa la piattaforma attraverso la quale John Dulles designa un processo proprio di controllo del Pacifico e di tutto quello che comporta. E intorno a questo, già a partire dagli anni 50, viene costruito un processo di consenso. La costruzione del consenso su questo ha a che fare ancora una volta, con un disegno degli Stati Uniti in relazione all'opposizione che il Partito Socialista e il Partito Comunista Italiano avevano nei confronti degli insediamenti degli americani nel nostro paese, e quindi pensano bene di mettere su un piano di costruzione del consenso. E chi meglio della stampa è utile nel processo di costruzione di questo consenso? E dal nostro punto di vista il più importante quotidiano della Sardegna, l'Unione Sarda, gioca un ruolo fondamentale, accogliendo già nei primi anni 50 documenti scritti, articoli scritti dai comandanti militari, in cui raccontano in maniera molto esplicita la filosofia dell'Island Concept, che poi è estendibile. La Sardegna viene descritta come una piattaforma naturale in mezzo al Mediterraneo, e quindi fondamentale per tutti quelli che sono i giochi geostrategici della Sardegna. E a partire da questo si costruisce quello che è la distribuzione delle basi militari nel nostro territorio. Allora, vedete, è una carta, la prima è una carta muta, però con tutti gli insediamenti principali. I primi due a essere costruiti sono il poligono del Salto di Quirra nel 1956, la base militare di Capo Teulada. Decimo Manno era già attiva perché già nel corso della Seconda Guerra Mondiale è stato un aeroporto utilizzato per i voli degli aerei americani e degli aerei inglesi, e verrà poi più volte rifinanziato e risostenuto fino, diciamo, all'ultima interpretazione, che è quella di creare una scuola di addestramento per piloti per le nuove tipologie di guerra a distanza che vengono combattute infrastato. Adesso non sto qui a fare tanti dettagli perché questo mi porterebbe troppo lontano. Però è importante ricordare come, se guardate, quindi la Sardegna viene occupata da nord a sud, da est a ovest. La seconda cartina è altrettanto importante perché questa è una mappa del disciplinare del poligono del Salto di Quirra, che mostra come l'occupazione del territorio non riguarda esclusivamente quei chilometri quadrati di poligono
e di servitù militari, ma riguarda spazi molto più ampi. Guardate l'occupazione a mare durante le esercitazioni militari nel corso delle periodiche esercitazioni che vengono fatte in Sardegna e utilizzate anche nel caso del poligono del Salto di Quirra per testare una serie di armamenti, okay? Compresi i missili. E qui vengo alla questione del perché viene rappresentato in termini proprio di opportunità economiche. Soprattutto il poligono del Salto di Quirra viene raccontato dal quotidiano dell'Unione Sarda come un'opportunità importante di modernizzazione. Quindi i militari sono associati alla modernizzazione perché non solo ci portano un'occupazione, ma soprattutto la Sardegna è al centro di un processo importante che è quello della guerra missilistica. Quindi i missili incarnano per autonomasia la modernizzazione e la Sardegna di conseguenza è al centro di questo processo di modernizzazione. Quindi il poligono del Salto di Quirra da questo punto di vista diventa importante, ma più tardi purtroppo diventerà ancora più importante per un altro fenomeno che abbiamo conosciuto, che è quello delle patologie generate da tutte le esercitazioni militari e il test di armamenti che sono stati condotti in quel territorio. E direi che questo consenso piano piano viene un po' meno perché comincia ad apparire invece un problema che è molto più grave, che è non solo quello dell'inquinamento dell'ambiente, ma anche della morte accompagnato da questo tipo di inquinamento. E dobbiamo, credo, questa conoscenza al coraggio di un magistrato, che è il magistrato Fiordalisi, che ha avviato l'inchiesta sul poligono del Salto di Quirra, e che però ha innescato un altro processo, ai noi, estremamente importante, che è quello della costruzione di un processo che gli studiosi chiamano agnatologia, cioè la costruzione di una filosofia di non conoscenza. Intorno al poligono del Salto di Quirra per 10 anni il processo finirà con una non sentenza perché i comandanti militari accusati di disastro ambientale colposo verranno tutti assolti perché non ci sono prove. Perché non ci sono prove? Perché già dalla installazione della base NATO alla Maddalena inizia un processo di diniego di quello che viene fatto all'interno di questi territori. Noi non sappiamo che cosa viene fatto alla Maddalena, per anni ci diranno che non è vero che ci sono le testate nucleari, in realtà quando nel 2008 gli americani andranno via, nei tunnel di Santo Stefano si è scoperto che era un deposito dei missili Cruise e vi ricordo che la crisi Cruise nel 1982 in Europa è stata una crisi gravissima che ha portato poi a un importante movimento pacifista per vietare l'installazione dei missili Cruise a Comiso, però quello che accadeva a casa nostra veniva totalmente negato. La negazione nel caso della Maddalena raggiunge dei parossismi anche di inapplicazione di quelle che sono le norme sul controllo dei siti nucleari, perché il sistema di controllo radiologico previsto verrà fatto soltanto dopo 8 anni e verrà applicato un protocollo che è un protocollo industriale che non ha nulla a che vedere con i protocolli militari. Quindi questi sono degli aspetti importanti perché c'è tutto un costrutto che è anche un costrutto politico di cui i nostri politici sono fortemente responsabili perché in questa circostanza la Regione Sardegna non ha mai esercitato i suoi poteri di autonomia, non li ha mai esercitati nei confronti dello Stato, non li ha mai esercitati nei confronti degli Stati Uniti e soprattutto il nostro Parlamento è stato depauperato di potere decisionale. Quando è stata istituita la base della Maddalena, il governo italiano ha deciso in totale autonomia indipendentemente dalla volontà dei suoi parlamentari. Quindi questo si è accompagnato successivamente, l'abbiamo visto nel corso del processo del poligono del Salto di Quirra, a una minimizzazione del rischio. Quindi tutto quello che è accaduto in quei territori, ancora oggi lo vediamo, tutto quello che accade a Capo Teulada viene minimizzato, non è importante, non abbiamo i dati, non abbiamo un registro tumori, non abbiamo delle informazioni che attestino che ci sia una correlazione tra inquinamento ambientale e territorio. E soprattutto i militari dal 2016 sono obbligati alla bonifica di questi territori. E cosa ci dicono? Dopo ogni esercitazione noi effettuiamo le bonifiche. Chi controlla le bonifiche? Nessuno.
La Regione Sardegna ha un ente che si chiama ARPAS, che è l'ente per la protezione dell'ambiente, che non esercita il suo potere. Quindi noi crediamo alle dichiarazioni dei comandanti militari che ci dicono: signori, state tranquilli, tutto va bene. Tutto va bene, e siamo anche tanto bravi che noi vi restituiamo delle bellissime spiagge ogni estate, perché siamo generosi, le abbiamo tutelate per voi. Quindi si presentano anche come dei tutori dell'ambiente. Okay? Sono processi di greenwashing che continuano a narrare una storia che è diversa dalla storia reale. E allora cosa significa in questo territorio in cui le narrazioni sono queste, in cui dimostrare che effettivamente queste cose accadono? Allora succede che non è possibile in qualche modo raccogliere delle informazioni. In realtà noi raccolti di informazioni ne abbiamo raccolte tantissime, sono stati decine le testimonianze nel corso della... Sono un attimo indietro. Scusate, sto andando troppo avanti, vabbè, non importa. Volevo mostrarvi quest'ultima slide. Grazie. Dicevo, perché è importante invece monitorare tutto quello che accade, e l'azione civile da questo punto di vista è estremamente importante, perché dal 2014 c'è un ritorno di resistenza dei sardi nei confronti di questo processo di sfruttamento del proprio territorio, e resistere significa anche disobbedire. Ricordo a tutti l'importante lezione che Pratobello ci ha insegnato, perché la resistenza non violenta di Pratobello credo che sia stato uno degli esempi più belli della protesta pacifica e non violenta contro le militarizzazioni per tutta l'Italia. È l'unico caso di un processo di resistenza alla militarizzazione di successo, e questo secondo me deve diventare una lezione importante per tutti noi, perché esercitare il pensiero critico nei confronti di quello che accade a casa nostra è estremamente importante, e soprattutto dimostrare che non è vero che le basi militari ci portano lavoro, perché l'occupazione creata in un posto come il poligono del Salto di Quirra, che probabilmente da questo punto di vista per i militari ha rappresentato il fiore all'occhiello, mediamente ci sono 150 persone occupate nella base del poligono del Salto di Quirra. E quali sono poi i costi per il nostro territorio? Questi costi noi non siamo in grado di quantificarli, perché chi è deputato a misurare e quantificare questi non lo fa, e quindi non esercita il suo potere. Da questo punto di vista credo che togliere le basi alla guerra sia estremamente importante, perché sempre più il nostro territorio è il territorio dove si testano le armi, si esercitano gli eserciti, per quell'orrore che noi vediamo tutti i giorni nei nostri schermi. Grazie per la vostra attenzione. Aide Esu, grazie Aide, grazie davvero per il trabalho che fai. Issu esti giornalista, docente e traduidori. Ha di fatto sceveru dei studiai, comprendi in maniera funguda e traballai con sa lingua sarda. Poi t'addabiti commenti sa patria sua e tutto, e una dei maneras che teneusu posi cannosci commenti de popolo e individusu. Questi lompiu con annus de riflessionis, studiu e comprazziri bideas con gente de ogni qualitadi, de sa gente prus studiata, con i librus o con sa vita. Posso benidori pensada che posighiri in su dretto de s'affortiai commenti de popolo e possa politica, s'imparu de sa lingua esti unu pilotto umano. Si standard disperdidi isfaedadas localisi. Ad essi veridadi o una faula? Si tu conta da Mauro Piredda. Salude a tutto cantoso. Bocchimbioso, saludoso de su ministro de sos affarios esteros de sa Repubblica Italiana, chi ha nato de contare faulasa, ma fino a un certo punto.
Brulla sa banda, siccome mi hanno presentato come giornalista, batto a inno che so saluto della redazione di Historias, questa rivista in lingua sarda. Tanto, quando via giovane, vabbè, quando via più giovane, come non cominciamo a narrare faulas, so vai di unos 30 anni a come, una delle sei prime musicassette che ha potento vidi Naralu, de Uvesese, e dusciesi de Chiniseu e Dendi, Canzanecche. E fia ammaiato da esa musica isoro, e da esa questione linguistica e identitaria, e diretto un appo sospidu da issoso una combinazione dessa guscescia nazionale, un pago come esa chi giuga da innantesi ANS, sul localismo linguistico e sale piesa del suo confronto con suo naturale meu. E dell'incue, e tanto chi ha compreso, chi è bastante a fare dare a sa moda nostra, pro narrere de uesemus senza manco lo narrere de uesemus. Culto naturale non chiede narrare che l'interlocutore comprenda da diretto e con precisione de uesemus, conforma su chi su intendete e conforma a come isso l'intendete. Pro narrere, Deo, pro cristiano de amore mi che sono tramutato da una indichetta del suo luogo di uno schimbighentos cristianos a una uno pago più mannita de due chimizza chi manco allo vagare apposta fa dana come so scanzanecche, che so vedete in scuola. E mirate, di questo due chimizza binagallo calicono che si fadditi, mancari non de meda, però emmo che si fadditi. Pasattino sese. È naturale, de suretto in pasata, manca risiede in baronia e manca risiede a 130 km dai Banari, fai damo su pago più su manco su mattessi saldo. Poi sì che l'un po' a cui a pasata mi preguntano se so desilico. Attenzione, a narrare silighesu a uno banaresu è come a narrare pasatino a uno de torpè. E attenzione, in silico narrano sa fabbrica, noi si narramo su Basile. Dunque, se non misciamo questa cosa che finalmente a su pesto cambia sapore. Brulla sa banda, siamo giù a tretto di riconoscere sa varietà supralocale che non sono due se bi all'eschimusu. Batte di chi su cristiano fa d'insalto e non è nemmeno necessario che sia cristiano. Però narrare esatto rosero via in orgosolo, campo neutro e bido Antioco, su senegaleso de Garteddi. Ello Antioco, stalla, ello e tue. Poi abbiamo seguita, istoriande, come tenere in orgosolo, a Savina la posala data, in affutti stue, e catue. Vai a due zio, so sezzito su in pratta de Montillu, e uno a satiro, l'intende se allegando in baroniesu. E dunque Antioco, questo non è noi. E questa sono sai fai data, questa è sa potenzia e soro, questa è sa gente che narra dei noelle presentennesi pezzi vai denne e questa è sa gente che dire conoscete pezzi ai cullennedi. Ma quando vai damus dessa limba, ite medimus. Quando allegamos dessa limba, sa prima cosa che dimus è sa passione che vi ponete chi sia de noi chi l'impreamus, ma finalmente sa atteroso chi non l'impreano chi a noi, e vediamo finalmente a passione dai parti di chi non l'imprea da pronudda su saldo. E questo è un segnale di impulso che gli diamo su che dare. E dunque sa diretto mi dimo su chi se l'imbasalda e le palle di noi mattessi, in sa vita di cada dia. E con l'altresa e facilità tassamo su chi questa limba, cale si sia da sa vaidà da locale sua, si prende da ogni ossa a sa emozioni, a sa conoscenza e a suo sentito. Su motivo, mirate, è chiaro, per me da saldo su questa lingua ha lavorato come primo tramite per la socializzazione e in intro di questa socializzazione questo saldo ha avraigato un universo di concetti e di esperienze. Un concetto, un universo che non abbiamo rezzido pro intreu e di prodotto che garramo in nome suo. Noi a questa lingua non li riconosciamo su pezzi, un'interfaccia identitaria o un ventaglio di sonorità galanasa, ma tutto sono scomponenti di un codice che chiede contare due volte, che chiede contare sul mondo e che chiede contare in suo mondo. Il problema è che quando colliamo su assucomente, che dimo sui limiti di questa passione. Ed è facile dunque a non sagattare in allega che su più di 6 volte sono generiche, semplificate,
proitenono il standardizzata. Siamo faidene de consideroso e de parrese, chi si hanno fatto un luogo manno in sa società, ma chi su più de sai bollasa non sono collate in società de si comprou. Forse si non bada frase più su standardizzata de sa faula che mi tocca da contare io e sa narrare si standard chi pellete sai faida dal locale. Ma innanzi si debilla seguire con s'allega, frimmemo su un'icutta in su conzetto de si sperdizio. Cioè noi lo conosciamo su conto de quando una raiana che su cinema che dia dai devido sperdere su teatro. Gai e tutto sa televisione con sai proiezione senza salasa. Gai e tutto potremmo narrare che teatro, cinema e tv abbarrana in noi che vini. Su vinile non cadi sperdito su CD e su CD come non che ti sperdende su vinile. A Simbesse, come sono spreioso de su vinile, sono dende a lento finalmente sul mercato de su CD. So si book reader non cani sperdito sul libro. E si intelligenza artificiale non cade a sperdere si intelligenza umana. Deo non so fatene questo esempio so debata, sa? Caso dessa coesistenza è un concetto che ha da tornare in questa lega. E bospetto su permesso di avere un'altra parentesi in conto del standard and local, innanzi di entrare a su coro dessa faula che mazze si entregato. Narratemi ite bada de più locale di un gruppo folk. E abbaitate bolloso, soppinzoso de so costumenese. Chi ora presentano un livello di standardizzazione che viene a cacchi di che ne accomono bividi, sende che binchiano sai varietà, sui gusti personali, sas espressioni di una scanta individualità. E che è tutto abbaidemo un nollo. Sa carazza de su carrase caresardo, che hanno connotto sa matessa evoluzione conca a su uniformità e alla perfezione de sa divisa. Come te a narrare, mancare la sende che abbanda giudizio de valore in conto de folklore e de tradizione, chi sa norma sa regola su conzetto matessi de standard, è il più presente in su locale de canto nos podimo su immaginare. Tanto, sa desi standard chi sperde desai faedà dal locale, è una desi chi che atterasa, intra in sallega de tutto canto semusu, convinto come intesemusu de essere custodese de sa biodiversità linguistica. Ma è una tesi facile alla proponere, sende che l'antitesi sua tiene de bisogno di più tempo, di più paraulasa, di più sua energia, per convincere l'interlocutore che gai non è. È una tesi che garigna da suo sentito comune, e dunque sa chi la propone de tene de vinza sa la facilità, si dia poter narrare in italiano è una tesi a buon mercato. Ma se vi pensiamo bene, non è neanche una tesi. Di apparre più appresso un assioma e sa narrare un principio che muove da un'evidenza che non chiede nemmeno a verguada, che muove da una verità, ma è una faula. Dunque, la prima cosa da narrare è che si fa su de vaedada, siamo su vaedende de vaedare. E che si fa su dei standard, siamo su vaedende di scrittura. A noi si nuddano si impedi di vaedare in salto in più su di un contesto. È vero che si fa dal locale se sono in sofferenza, ma nemmoso può negare una resistenza di soro su del sottodominio che chiamo connotto. Catalano, castigliano, italiano, in suo secolo nostro di storia. Progai si impreu de normas ortografica comunes che già issa sono un primo livello di standardizzazione, aiutano a fissare i faedadas e nemmeno sono impediti di impreare un usardo locale iscritto a norma. La seconda cosa da narrare è avvero non può coesistere i faedadas locale con qualche cosa di più su elevato? E sarà via vedere di Orgosolo, e che zoleare Orgosolo, proprio come esempio, di una ida in ue narana, su 98% dessa gente lo vaedada. Non bada una creatura che non l'imprede. Mancare si scuola desinfanzia, si scuola primaria, e gaisi che ne bila sono in italiano. E sempre in Orgosolo non va persone che non manizze desorgoleso, mancare prosa poesia, e prosuganti guattenore, più che non praticato, su codice impreato sia da su e su saldo letterario. Illuminante su chi ha pregolto a concluso di un laboratorio poetico in una quinta elementare di Orgosolo. Quando so pizzino ti viene a intervistare un poeta locale, Nicola Varina. Quest'uomo ne arriva da scuola, entra in classe
E la prima cosa che pedi a Pizzinnos e a Samaltra, vos devo rispondere in sardo o in orgoglioso? Come a narrare coesistenza? Cioè, in orgoglio sono trilingue, si consideriamo su dialetto di solo una forma di lingua? Sai trese, un standard linguistico sardo e per uso dell'italiano regionale e del sardo italianizzato? E penso che no. Anzi, si badono becco in sai proposta che chiamo connotto, devido finalmente a una politica linguistica che appelli duazza in cammino, e che su prescrittivismo morfologico non è andato a manodenta con su contivizzo de surello. E dunque, finalmente la leggenda e testo so pago più uso manco i standardizzato so, bundana sai forma passiva, tutto este uno esti stato, che le sia da sul in italiano e le tradotto in subra. La seconda persona plurale dell'esortazione e dell'imperativo tiene dessa forma italiana. Non fai demo su de sos con sucale, de sucale, in sucale. E gaisi che ne bila con pattese de testo che si commenta su correttore ortografico non la correggede, caso uno morfologicamente giusta, la lasciamo scorrere, canta cantende. E non fai demo su nemmanco de sai formula impreada sa grossera. Come? Prosicuro la zibidu intrenne in nugoro chi in suo cartello bene bennidu han cancellato sa di pro chi torre de commente bene bennio. Bonnare una cosa che forse a qualcuno non li torre da. Pronto mi hanno fatto bene. Cadeo che hanno entro in una ida che zorezzite su benennidu con sa fromma soro. Dunque non devimus essere nemmanco gaitetteroso. Però noi così azzidato cara a suo cartello de sida da inugoro. Chi nos narra da adiosu. Ma adiosu lo devo narrare Deo. Chi mi caso andende. Se su cartello a barrada, questo cartello este che chi è sera da uno calesesia da nugoresu, chi a adiosu meu mi risponde vai in buon'ora. Fa che buono viaggio. A cusso non l'abbiamo fatto per una correzione. Caso il limite se dessa politica linguistica sono i speculare se a sul limite nostro. Sattera cosa de narrare si standard a chi sperdere sai faeda dal locale o sa potenzia de guttasa a limitare sa corsa de si standard. Mancare sa avanzata des italiano regionale e de su sardo italianizzato, a base de sai faeda dal locale non è gai debile come di apparrere. Ed è proprio gusto un elemento de vrenu a s'idea de aereo e un standard sopralocale. Elemento de vrenu che è accompagnato in forma dialettica da un pro de un livello di intercomprensione artu che bamus in Sardegna finzasa tra faedatasa che sono suona atteso da esatera. E finzasi no che chi nasce desidea de che potere fare manco desi standard. Galu, ma i teste chi pone in pericolo sai faedata locale come? Narademi, si non sezzesi il traccosa de leggere sa novasa in soggiornalese in conto de ispopulamento. De ispopulamento de sai biddasa. Ma non è forse in sai biddasa che si faedan sai faeda dal locale? Tanno è chiaro che su compito dessa politica linguistica non è su de imparare su banare su meu. Sa politica linguistica lo deve de mezzorare e affortire su standard o sa proposta dei standard che ha fatto. Prosos impreos ufficiales, i scientificos, tecnologicos, editoriales, formativos, e canto bada. Oite aiam devido vagere con su sito internet The Einstein Telescope. Sa versione in luvulesu? No, l'han fatta in sardo. E nessuno sa ponzene su problema. Sa punna de saivare sa faedata locale che il tinintro dunque sa de sasazione politica sa più generale se pro chi s'abbidda sa non si che mozzana pro chi abbarre so sei vizioso pro chi si recupere ne sai domo boidasa pro chi babbarre de zente e pro chi bigrescan so pizzinnoso. Com'è possibile chi bappa da oe una politica contraria a si standard in favore de sa faedata locale se quando su chi si fa che de pro mantenne bioso so logoso de gusa faedata sa e le serente a su nudda.
de più. Come chi si è proposta dei standard e frimma, badappidu forse una crescita de simpreu de sai faida dal locale, se? Faidemo no claroso. Amos uno correttore ortografico con sa versione LibreOffice che non sempre combina con sa versione browser. Amos uno glossario sperimentale limitato con cachivardina semantica e dunque sa vinza sa pago sperimentato. So sito su internet dessa regione sono in italiano. In suoi bandos imprentasa nessi proso materiale testuale se non va per un obbligo de impreu de sa lingua sarda comuna. Nemmanco prosa traduzione si ufficiale se de so si sportello linguistico. Prosa certificazione C1 abbiamo su un standard ortografico proso gadduresu e meno male che belle, ma proso saldo abbiamo su pezzi un repertorio ortografico. Si sviluppo terminologico e se lasciato a sosebero su individuale se de so chi criene e traduene. E con tutto questo caponarato, si su problema prosa fai dal locale se vidi si standard. Proitte con sa LSC lasciata in garage non bada un'avanzata de sa fai dal locale se? Infine se, il culto lunaro non pro chi è che de due standard, ma pro so skinne che in due so movende da isa faula che mazzi si entregato. Casi si standard, casi uno i standard che sperde de sa fai dal locale se, due si standard che ne disperdene su mesu e atterettanto. Tanto la serro con una formuledda, siccome nos han pedito come amo a poter bidere sa Sardegna dai noga 20 anni, so deo la naro con Keynes, economista che naraia da in sottempo lungo siamo tutto canto molto. Però dai noga 20 anni so deo di agherrere a misessere con voi, sì, proprio narrare, abbonamentate se quando mi fai delle standard, pariacchi di una cosa impossibile, e invece abbiamo recuperato tutto canto, un parente uno e un parente sa sattera, su saldo è entrato in Nicola, è entrato in soggiornale, in editoria, in scienze, in tottue. Grazie. Grazie Mauro. Acabavo aici, però non mi aspettavo, pariata che doppia stare agli altri. Acabavo sicuro, grazie a Mauro. Bene, meda. E poi, dentro de dorai grazie ai dotto gusto su chi santi aiutare meda, proprio di concordare tutto gusto che sei esibiendo. Torrausu grazie a Mannasa a su comune di Aristanisi, poi a tutti i media partner che funti EIA TV, RTS, Radio Televisione Sarda, Sardegna che cambia, S'Indipendente e Ficcio Lucem. I sostenitori, Salaris Donna, Agriturismo Sugannuttu, Mandrolisai, La Robbia, Merce Rara, La Spiga Dorata, Podere 45, Comitato Sacro Cuore Oristano e i partner artistici Bucolica, Bottega No Made, Etnosfera, Storia Sarda nella Scuola Italiana, Concordo Viadore e più Tecla Animazioni. Grazie, poi è stato importante questo che fa, tipo concordare stanteggiai su festival. E Occannu, Faulasa, tenidi Samparu del suo comune di Aristanisi. Poi essa e sozius che fa introdotto grazie ai volonteras e volonterisi esti una maniera di essere riconosciuto su preziata meta. E uso adottau a Aristanisi e Aristanisi adibigau a file anima Assemblea Nazionale Sarda. Grazie a s'aggiudo delle amministrazioni e pruschi a tutto a suo sindaco Massimiliano Sanna, s'assessore prevete, sa responsabili delle questioni Roberta Fais e a tutto i chi traballanta in suffizio che santi donau un aggiudo umano può concordare su festival, su pari a Letizia. Torrausu grazie finza sa polizia del sul logo che funti a disposo con cura. Grazie a tutta questa gente che ha cerimoniato e moi fa da fare questo festival cabetti di cultura in cittadi. Occannu faula zesti propassata. Ci funti momentus poi spruspitticus, yoga in sardo, mesa stundasa con convidausu internazionalisi, musica, letturasa e affungadurasa. In pagos fueddusu non faidi a si perdi giornatasa de oi e de grasi.
E noi, innanzi de seguire a sconcordare faulasa, si castiauso un video che si fa di spaziai e arriri. Scusi, un'informazione, ma per il mare? Per il mare qui no, devi andare nella costa, 80-100 km. Ma come? Mi sono perso qualche cosa. Mi avevano detto che in Sardegna c'era il mare ovunque. Ma è in vacanza anche lei? Da dove? Io Lombardia, Cinisello. Egale vacanza, io sono sardo. Sardo? Nato e sempre Ma vissuto in come? Mi avevano detto che i sardi sono tutti bassi. Mi sono perso qualche Sardegna. cosa. Due case in più, di te sei svedese. Va. Senta, ma la vecchina? Spettacolo! È la famosissima centenaria sarda. Che dice, posso avvicinarmi? È dolcissima. Si avvicini a salutarla che le fa piacere. Ma buonasera, dolce nonnina. Io sono Paride. Vengo dalla Lombardia. Ma non ti so Cinisello. Figlio di chiesese? Che dice? Non la capisco. Chiedi di chi sei figlio. E perché? Così. E ti spaffao. Comunque, di Agate per Carlo. Ma de notte sul bigodino stimone in cusagonca. Ma unami. E ti Non spaffao. capisco. Ascolti, signora, ma lei ha 100 anni. Ma come ci si arriva? Qual è il segreto? Mi rabbrischi tu. Bravo! Torrausu grazie a Cristiano Del Rio che esti noi. Che esti noi, Cristiano Del Rio, bene. Grazie. E si andata. Ciao Cristiano, grazie. Ciao ragazzi. Ciao, bene. Allora, posso ripresentare? Eh? Signore e signori, Cristiano Del Rio! Vieni! Io attendo a muovese! E mo fedinde, scusate. Eccolo! Ciao ragazzi. Ciao. Allora, Devo mindando chi Olli, sì. sì, io grazie a questi video non avrei mai pensato di calcare il palcoscenico di un teatro, ecco. Ok? E quindi sono molto contento, sono molto emozionato e mi prendo la scena. 1 minuto, ok? Siete pronti? Oh! Allora, vorrei da voi, uomini, al mio 3, oi! No, al mio 3. 1, 2, 3. Donne, al mio 3, ai. 1, 2, 3. Più forte. Più forte. Ok, adesso al mio 3, prima gli uomini, oi, poi le donne, ai, pronti? 1, 2, 3. Donne. Ma avete sentito cosa avete detto? Oi, ai, ebbene minga babassino si stanotte. E ai sai. E ai sai in subra, Ehi, a puddichinata e a razza carisma. E beniminde non nanni. Gabriellina! Non intende il no. Ehi, ti lo davo così tanto. Grazie a tutti. Grazie a tu, Cristiano, Ciao. grazie Ciao, a piacere. me. Mio. Ciao. Grazie, ciao Cristiano. Ciao. Grazie per il vostro contributo video e per questo spettacolo. Non ti uscire che non ti ha tranzio gusto. Ciao Cristiano. Grazie. Bene, Meda. E noi podeusu seguire con Satrudolk. Issu esti esperto di letteratura, lingua e cultura araba.
Traballa da commenti dei professori all'Università di Westminster. Con questa lingua esesti interessato a questioni che pertoccano su Medio Oriente. Poliglotta de donagioni de famiglia e dopo deisi conosci pure ascoltando attobius del suo podcast de Cosa Sua Contanos, che agattaisi sprazzinaus in Sarrezza. A sa pregunta, come ti bisi sa Sardegna intra de 20 annos, a rispondidi. Boh. Ma esti in pensamento possa questioni del suo turismo e pensa da che sia da una dei spesta peusu che se sti capitendo. E tenidi, come ti sa di no, Vinces, cristiano. E tenidi si spera che una dia o s'altra di sindeusu a scabulli dei turistas. Isso si conta da faulasa in conto de Palestina. Alessandro Colombo. Tanto, saluto a tutti, grazie a Daniela per la presentata, grazie all'assemblea per aver invitato a questionare. Namus che forse su Allegamesti è l'unica che non tocca da Sardegna o non conta di una vaula su per Sardegna, ma proviamo a rimaniare un po' ammirata e a questionare di un altro luogo che stiamo intendendo questa dies cada dia da 2 anni a custala nessi in televisione che ischimus che su capitano in Gaza este namus difficile da toccare. Difatti seguo su Allegamea non questiono dei su che capitano in die, però questiono della Palestina namus con una mirata storica pro portulare o pro namus spiegare due faulas della propaganda israeliana e sionista su per la Palestina. Dunque conto un po' così storia della Palestina, su malo della storia della Palestina e teste, che è troppo lunga, se sta tornare di seguito, sta a contare Gesù Cristo, Davide, Abramo, Sorfeniccio, sono un bel tempo, pur ma non hanno un quarto d'ora, anzi se me si può che conto questa due fesserie sionistas. Però quando contiamo la storia di un paese o qualsiasi di storia dobbiamo separare un punto per cominciare. E poi pensavo infatti che può cominciare questo conto della storia della Palestina o una Palestina moderna, possiamo cominciare a fuori del 1880-1870, a ultimo del XIX secolo, pago per Gianmanco. È arbitrario come a cada decisione, però per me è meglio da cominciare in cui questi che qualche cosa ha cominciato a cambiare. E questi è pure che questa vaula adesso sionista, Zachinana, questa prima vaula è che la Palestina fia di una terra boida, non vai a nuda o fumpagos o una terra deserta, non vai a nuda. Siamo noi che apposti siamo fregati, bete, stato, capitalista, industrializzato. Este una vaula. Proite che se abbadiamo la storia della Palestina a innanti del 48, a innanti che arrivava solo israeliano, vado un montone di cose a ordenare. Su 1880, per narrare, la Palestina tenia a furri di 60.000 abitanti. Di questi 60.000 abitanti, una maggioria furono palestinesi, sono palestinesi dalle schide sono parte musulmano e parte cristiano, e poi ad una minoria a furri di 25.000 ebrei, che furono su batto pochento dei suoi abitanti della Palestina. De custos, la metà viene ebrei cittadini dell'impero ottomano e metà ebrei disterrati dagli altri luoghi del mondo. Appunto, cittadino dell'impero ottomano, casa Palestina, va a parte dell'impero ottomano, un impero mannu, un impero che tenia la capitale in Costantinopoli, non l'inamus Istanbul, ma si nava sempre Costantinopoli, e intro di questo impero vai ad un montone di popoli, vai da sirianos, arabos, turcos, bosniacos, grecos e gai tutto.
e baia pure in tottuve l'impero ottomano questa diversità religiosa, baia musulmanos, cristianos, ebreos che viviano a Paresi. E difatti pure in Palestina, in città de Gerusalemme, Gaza, Nablus, Jaffa, tutte queste città che conosciamo Haifa in Palestina, baia da questi abitanti che voi sapete, di questo 60 mizza, una minoria viene ebreosa, fuori del subato pochento, e su resto furono musulmanos e cristianos. È importante allo sconoscere questo numero, perché prima di andare che non vai a nulla, è meglio rabbadiare la storia, è meglio rabbadiare soldatos che hanno pizzo istoricos arabos, palestinesos, ma vince istoricos israelianos. Chi è la boga da campo questa vaula, come te posa ponau? La boga da campo sono ideologos sionistas. Chi è questo sionistas? Che siamo 2 anni, come te posa ponau, intendendo cada dia sempre di più alle gare di Palestina, però manca di qualcuno che non whisky di te su sionismo. Su sionismo è un'ideologia nazionalista ebrea che sei da campo a ultimo del suo XIX secolo, a ultimo del Sottigentos, in Europa. E già le schimus che i Sottigentos e i Novigentos sono un secolo del suo nazionalismo in Europa. Los ebreos puru, in intro di questo ambiente politico, in cui il nazionalismo fu forte in tutti i paesi dell'Europa, i sospuru inventano una forma di nazionalismo ebreo. Su sionismo è scusto, una forma di nazionalismo ebreo che tenia come punna sa devraigare un Stato ebreo, possono ebreos che Stato non hanno mai tento in storia, un Stato ebreo indipendente in Palestina. Questa cosa, invece di essere di battire successo, di battire profetto, di convincere a ebreos in giro sul mondo, fia un'idea fallimentare. Non ha gelato, vinzas a fuori del 1920, questa idea non batte in nulla. I summintre che questo sionista furono bogando a campo questa favola di una terra sinaira, una terra che è un popolo che è una terra. Cioè la terra che è un popolo fu la Palestina, in cui su chi narra in questo non vai a nulla, però un popolo che è una terra, e cioè gli ebreos. Ma in questa terra che è un popolo, come te posso parlare, vai da prima di tutto 600.000 persone. Secondo, questo è stato uno dei periodi di storia della Palestina, anzi, più ricco, più del movimento culturale, politico, e in generale sono stati arabos, sul Medio Oriente, in Egitto, in Libano, in Siria, sono l'ultimo del Sottigentos, e il primo del Sottigentos è conosciuto come una rinascita. In lingua europea lo chiamiamo come una rinascita della cultura araba. E la Palestina pure via da mezzo questa cosa. Politicamente, facendo parte dell'impero ottomano, l'impero ottomano non fu una democrazia delle schimus tutti, però a ultimo del Sottigentos prova a diventare un pago più democratico e dunque facendo pure le prime elezioni, le prime votazioni parlamentari. E su 1877 la Palestina partecipò fin a queste elezioni parlamentari. Dunque, sul 1877 votano per la prima volta, pustisi Gallo sul 1908, 1911, sono impiegati dell'impero ottomano, andano in Palestina a cogliere il voto della gente, mentre servire di guerra per le sperdie. Baia da bibliotecas, universidades, giornales, cinemas. Vivu finza in Palestina una classe mercantile internazionale, che andava in Palestina a cercare venda, a cercare soldi, a cercare business, come vai in Sardegna pure, che in Sardegna pure si vuole esponere la biografia di Gramsci e di Peppino Viori, si vede questa cosa, che vai in un montone di classe mercantile globale, in Sardegna, in cerca di furare risorse su che hanno fatto. In Palestina vivu di tipografie, fabbriche, molinor de ozu, fabbriche armannas e minores, manca di essere un'economia agricola. Un'economia agricola che però ha avuto un'economia agricola forte, che la città di Acre e di Haifa ponarre fu connota per il tabacco e per il cotone. Hebron fu connota per l'agina e per la fruttura. Nablus fu connota per l'olia. Jenin posa nughe, Ramle posa mendula, Gerico posa banana,
Jaffa, posaranzu, la già conoscere su saranzu Jaffa, e saranzu de Jaffa è scusso, l'inamur Jaffa è la lingua europea, ma è saranzu palestinese. In su 1892, in questa terra boida, non bivunnem, un deserto, fa che la prima ferrovia, che giugia sa gente esa merce puro da Gerusalemme a Jaffa, che este OND este serente a sa città israeliana di Tel Aviv, ma a fila da cara su mare, dunque sa in un luogo di importo per la ferrovia. Però non solo andai da Gerusalemme a Jaffa, ma andai fino a Terologos questa ferrovia, a Gaza, a Haifa, e fino a Terologos dell'impero ottomano, che fu tutto in un stesso paese, dunque si vince in Damasco, a Aleppo, in Siria, una ferrovia che collega tutto questo logos. Dunque, prima vaula questa terra boida, senza popolo, poi un popolo senza terra, bettisterria, non è in nugoro. A posto della prima guerra mondiale, però poi ite cambia. Cambia che il sionismo ha fallito. Però i britannici vincono questa guerra. Cioè l'impero ottomano, a posto della prima guerra mondiale, non esiste più. Perde i terreni, tutti i paesi che voi commentovate, compresa la Palestina, e la Palestina sì che la leana sul britannico dall'impero ottomano commenta un protettorato. Diventa la Palestina su protettorato britannico in Palestina. Ma è questo protettorato? Un protettorato è una specie di stato di transizione in cui sul britannico, lo faghiano non solo sul britannico, ma anche sul francese, questo protettorato, però che per aiutare un paese a diventare un Stato democratico indipendente. Una transizione, unos quantos anni e poi abbiamo indipendenza, non ti mezza. A un'ala promettiano questo a sos palestinesi, a Saterala però, i britannici hanno già promesso a sos sionistas di los aiutare a fregare lo Stato ebraico in Palestina. Questo è la promessa di Balfour, la promessa che sul 1947 il ministro britannico Lord Balfour fa che da sionista, che poi è stata una promessa segreta, però appunto l'ambogata più da sos archivi, il ministro inglese Balfour promette da sos ebrei di fregare questo Stato. Stanare sa corona britannica, però fa che si sta ebrei in Palestina chi crede voi. Dunque, a un'ala promette della transizione democratica sos palestinesi, a un'altra però promette questo. Il testo malo però, che cada protettorato, i britannici tenevano protettorato in Palestina, i francesi lo tenevano in Siria, ne tenevano una provincia in Libano, cada protettorato teneva un governatore, stanare uno che rappresenta sul potere, la corona britannica in Palestina. Questo governatore chi è Fudi? Fudi Herbert Samuel. Herbert Samuel fu un inglese, ma fu finza un ebreo e un sionista. Dunque, a governatore della Palestina abbiamo avuto un sionista, uno che queria da fare in un Stato ebreo. E difatti, come governatore della Palestina, lei ha da decisioni di terra politica sul territorio che sono servite a dimostrare poi sul storico a si Stato ebraico sionista israeliano che conosciamo oggi in dia. Quali furono queste decisioni? Prima di tutto, ha legalizzato l'immigrazione ebraica in Palestina. Cioè andava a ebrei di tutto il mondo, poteva venire a noi, non devi fare eta, non devi fare questa domanda, entrare, tutto ciò che chiedete. E di fatto, appunto, nel 1922, questa immigrazione ebrea in Palestina cresce de meda, che il governatore appunto del suo protettorato l'ha aiutata. E te va che pure, sulleva la lingua ebraica a livello di lingua ufficiale. La ponavo, se schienta mezza persona, 20 mezza fuori di 20 mezza furono ebreo. E non è manco un au che essere infaidato ebraico. Sono ebrei dell'impero ottomano in logos che a Baghdad o che a Damasco o che a Aleppo che fu prenu di ebrei. Fai da in arabo, magari ebreo. Ma poi questa non è manco la legge più importante. O queste due non sono manco la legge più importante. Le leggi più importanti sono le che permettono che la terra con da emere verso palestinesi, cioè la legge che ha fatto questo Herbert Samuel,
chi cole sa terra da emerese, bezzoso, palestinesos, arabos e musulmanos e cristianos, a mere novoso ebreos, e mescamente ebreos europeos. Prima di tutto te vagane, sos inglesos, accatastano tutti a terra, de su protettorado, lis aumentano as tassas a sormassaios palestinesos, e da esos archivios essi puru giuvato che quando questo Herbert Samuel le aveva decisioni, abbaidava di te podia fare, te non podia fare in Palestina, pedia sempre a sos ideologos sionistas te fare. Te semur fagende provra egare Stato ebraico in Palestina. È importante all'iscrivere questa cosa, è importante all'iscrivere di questa legge che vivuto un sionista governatore della Palestina, che un'altra vaula che la propaganda israeliana sionista ha sempre contato è che sono palestinesi, che in Palestina non bisogna prusu, che hanno perduto il territorio, non l'hanno perduto che lo hanno bogato o che lo hanno cazzato, l'hanno perduto che se l'hanno vendita. Sono arrivati gli europei che ricordano di dinare, mi compro un batto terreno, comprato la Palestina tutta fuori, faula, mai te vendita. Prima di tutto va via questa legge, come te posso apponare, che hanno fatto a maniera che in Palestina cresca una cosa che si nata in inglese, settler colonialism, cioè un colonialismo di insediamento, si nata in italiano. Come si fa che questo? Si fa che cada impero coloniale, che l'esigia di impero coloniale, e mescamente gli inglesi, ma pensa solo francesi, fa che da modo che la terra e a essere mere di una terra diventa un privilegio politico. L'hanno fatto gli italiani in Libia, non posso aggradare questa cosa, ma io posso narrare, l'hanno fatto gli italiani in Libia, che abbiamo pure gli sardos, l'hanno fatto gli francesi in Algeria, in Aterologoso, l'hanno fatto gli inglesi in India, in Iraq, in tutt'uve. E ho leso a terra e decido a chi li ha dare. Se tu sei a Salamea, ser mere terra. Se tu sei contro me, se contro l'imperialismo, se contro il colonialismo, tu a terra non devi essere, la lega si sabba. Poi in Iraq, ma poi letto esordato, su 1958, a viene sul colonialismo, su 2% de sormere de sa terra, agricola e coltivabile, tenia su 66% de sa terra. Classico esempio del colonialismo. La terra li ha dato a chi a sa tribù e a sos cantor de società irachena chi non ha nulla contro il colonialismo. Sono malo i teste. La differenza manna che va entre l'India, l'Iraq, altre colonie britanniche e la Palestina, che no che la terra non colaia da uno palestinese a un altro. E no che la terra colaia da uno popolo a un altro. Sta a narrare da sos palestinesos, cristianos e musulmanos a sos sionistas, sos ebreos che furono andando in Palestina per pregare questo Stato nuovo. Si nada, come abbiamo appunto, settler colonialismo di insediamento. E su 1948 il protettorato britannico accabada. Su 1948 posso israelianos estes indipendenza. Posso palestinesi non estes indipendenza. Posso palestinesi estes a Nakba. Stanno a un disaccatto nazionale. Poi che cominciano 77 anni, scanto che siamo, 77 anni di apartheid, di occupazione, di guerre, praticamente di disterro a forza della terra e soro. Tanto non posso preguntare di mi rispondere qualcuno, però secondo voi quanto della terra in Palestina fiaccolata in quei 28 anni di protettorato da essos palestinesi a esos ebreos? Quanta terra fu resessido os ingleses a li dare a esos ebreos a che li aliare a esos palestinesi? Su chimbe prochento. Su chimbe prochento. Manco gais un resessido. Sono resessido in parte a che li aliare, mescamente a merer de terrinos che noi staiano manco in Palestina, che magari staiano in Siria o staiano in Libano o staiano in altro luogo dell'impero ottomano, ma su bonu dessa terra è sta barra a sos palestinesi, sono massaios, pastores e merer de terrinos palestinesi, che sono stati bogador dessa territorio a forza in sa guerra su 48. In Bonas o in Malas ti che devi andare e Gai hanno fatto. E difatti sì,
Appustisi poi del 1948, quando la terra colada in mano israeliana, non è che i palestinesi si lambendia questa terra, nessuna compora un'uda, nessuna bendi un'uda. Este che quando comincia, quando vada poi un Stato israeliano del 48 Susu, il Stato israeliano confisca queste terre. L'agenzia ebraica, crica il bollo, l'agenzia ebraica confisca queste terre e nada, queste sono le terre del Stato israeliano. Jormere di queste terre che sono? Ah, è un palestinese che si è fuito, che ha bagliato una guerra, e sa vita sua, hanno perduto la famiglia, in Der Yassin, ponare che sta in Giordania, la terra del Stato israeliano. Bene, non bisese, la terra è nostra, diventa del Stato israeliano. Oppure due palestinesi che si è barrau, non ti che si è fuito, si è barrau in Haifa o in Nazareth o in Ubisisiada, non importa. Tu e con forma la legge israeliana non potete essere mere terra. Dunque, questa terra diventa del Stato israeliano e la vogliamo diventare un kibbutz, un'usisiada. Tutto questo conto non l'ha neanche cercato, me l'ha studiato, ma non l'ha cercato, si bollucherie legere, si bollucherie finza a badiare, può averiguare che non ha una vesseria, a leggere il libro dei storici israelianos e tutto che hanno studiato queste cose. Può narrare uno Ilan Papé, se non lo conosci, cerca il bollo, però sul libro suo, la pulizia etnica della Palestina, bollo conta tutto questo bello conto. Un altro storico israeliano con tu me da è Avi Schleim, un ebreo nascido in Baghdad e appusti tramutato a Israele, ma che ha studiato in Oxford e che ha abogato a campo tutto questa frigonza. Ma le chiedo pure ai storici palestinesi e tutto, che a volte abbiamo questo complesso, no? Che se la nasce palestinese o se la nasce arabo, questa cosa non deve essere gabbero. Sta difendendo la banda sua, di sicuro. Questo pure è un'irvarione da che abogare dai mesi. Ma se uno è un storico palestinese che è nascito nel 1936 in Palestina, come a Salman Abu Sitta, se non la zelletto che de bollo sul libro suo, pure la mappa del mio ritorno, conta queste cose. La famiglia sua fia mere de terrinos e su 48 a fora, bessiminde, fuori. A posto di si ha fatto che ricade archivio, non è solo un mentor di uno palestinese del 36, è funzione ricerca di archivio, e sta andando a cercare tutti i documenti, quale fia sul terrino della famiglia sua, chi è vu sormere di questo terrino, di chi è vurini sormere della famiglia mea, come mai non sono i prus terrino della famiglia mea. Le chiede bolla su queste cose, capomene è bolla zero, come. È importante a conoscere numeri, a conoscere dati, a conoscere cose che non sono i pezzi parre politici, che è di una banda o dell'altra, che è pro Palestina o è un pro sionista o è magari per questa banda, magari per questa altra, caso di destra o di sinistra. No, vado una cosa che si narra di storia, verità storica e tocca della conoscere bene. Finza, spesso, per comprendere un po' meglio su che scapitande come Oe in Gaza. Grazie. Grazie a tu, Alessandro, grazie a te. E moi si che uso sempre con questo tema di Importumannu. Issa esti un'attivista sarda palestinese. Impera da frozzas a medasa, po guerrai, poi scausas a mannasa, che per toccanta de insoru is populus de cosa sua. Ma vinzasa poi direttus deis femminasa, deis pipius e deis animalisi, de ogni razza. E s'applicada po sa moda che vai da sostenni. Issa scidi bene come su popolo dei sardus e dei palestinesus sianta capiausu, poi tadenti sa mattessi frozza e bifinti in terrasa disigiadasa de medasa. A sa pregunta, come bisi sa Sardinia in bintannusu, narada che sentidus susu funti bonusu, e che sa battaglia che si vendi, ad ingolli fruttusu drucisi, ma tocca da essi attenzionosusu con chi ni esti crescendo, e esti apprettau de drastusu, po fabbricai su benidori. Sa Palestina non bintrada nudda con sa Sardina. Esti veritadi? O adesso una faula? Si tu contada hala hashlam hamaidan.
Buonasera a tutte e a tutti, sono onoratissima di essere qua e ringrazio tutte le persone che mi hanno preceduto su questo palco per i bellissimi interventi fatti. Ringrazio Alessandro per aver onorato il mio sogno di sentire la storia della Palestina in sardo, per cui niente, grazie a tutti ancora e grazie a chiunque mi abbia permesso di essere qui oggi. E vi ringrazio in anticipo anche per avere orecchie e cuori aperti. Inizio questo intervento raccontando un po' di me. Sono una ragazza che arriva in Sardegna all'età di 1 anno con i miei genitori. La storia della mia famiglia è una storia ovviamente di sofferenza ma anche di forza. Mio nonno dalla parte paterna arriva da La Abbassia, che è un villaggio vicino a Jaffa, quella che ora si può definire Tel Aviv, mentre la parte materna della mia famiglia arriva da Ar-Ramla. Vi racconto un pochettino la storia dalla parte di mia mamma e poi quella di mio padre. La storia della famiglia di mia madre, o meglio i nonni ci raccontano che hanno avuto modo di accogliere con l'arrivo dei profughi ebrei dall'Europa in Palestina nel loro vicinato alcune famiglie. Venivano descritte come persone che necessitavano di un aiuto concreto, persone che hanno visto tanta sofferenza durante il viaggio in arrivo dall'Europa alla Palestina. Occorre immaginare come avvengono queste dinamiche tra gruppi umani. Si accoglie, l'accoglienza palestinese è ben nota ai più, si dà cibo, acqua, supporto, per poi ricevere una notte, o meglio, una mattina all'alba, mentre mentre mio nonno più piccolo, insieme ai suoi fratelli e il papà, vanno per la preghiera dell'alba di venerdì mattina, per tornare nella loro casa storica e trovare le persone, i loro vicini accolti con fucili puntati alle loro tempie. Si parla di alto tradimento umano. Ti ho aperto la mia casa, mi hai buttato fuori. Da parte di mio padre, invece, la storia è che ho mio nonno, che aveva appena 12 anni, che dorme a casa sua, nella sua casa, con i suoi fratelli più grandi, i genitori. Alle 3 del mattino si sente boom, boom, boom. Aprite la porta adesso, subito. Il fratello più grande corre a prendere nonno dal letto, che allora aveva solo 12 anni. Lo spettacolo che li aspetta fuori dalla porta è macabro. Corpi bruciati, la casa dei vicini in fiamme. Si scappa per la vita. Si spera di tornare, ma si sa, ai tempi non lo sapevano, che il diritto al ritorno è ancora negato oggi. Questa piccola storia reale per raccontarvi la Nakba del 48, perché sì, sentiamo tante parole, no? Però è giusto raccontarvi la storia reale tra umani. Per cui io arrivo qui all'età di 1 anno, dopo che mio padre ha seguito i suoi fratelli maggiori, che hanno ricoperto poi ruoli come medici qui nell'isola, per cui semplicemente ha seguito i suoi fratelli maggiori. Niente, io arrivo con mia madre all'età di 1 anno e inizio a comprendere che io sì sono una bambina come tutte le altre, ma ho una storia molto particolare da raccontare, perché quando mi veniva chiesto tu di dove sei, sono della Palestina. Per cui sin da piccola mi ritrovo ad avere un dito puntato su una lavagna ad indicare dove fosse realmente la Palestina, perché non ho mai accettato il concetto di cancellazione della memoria e penso che nessuno l'accetterebbe mai. Vi parlo di questo perché è importante, come ha detto Alessandro prima di me, essere ben consci di cosa sia il colonialismo, in particolare il colonialismo di insediamento, che è un colonialismo che, a differenza di quello che possiamo
giusto visivamente, parlo solo visivamente, di quello che possiamo vedere qui sull'isola, ossia una forza che arriva, distrugge, conquista, installa delle infrastrutture che poi spesso abbandonerà a sé, rubandole ai cittadini. Il colonialismo di insediamento è qualcosa di molto più subdolo, cancella la tua storia, cancella la tua cultura, i tuoi ricordi, la tua identità. Ed è qui che io potrei parlarvi per ore di tutti gli accordi che ci sono tra Stato italiano, colonizzatore e Stato colonizzatore di apartheid sionista, ossia quello israeliano. Ma so che siete informate riguardo a ciò che è accaduto ultimamente nel Nord Sardegna con gli accordi ufficializzati da parte dello Stato italiano del permettere ad alcuni soldati dell'IDF di permanere qui sull'isola per un periodo di decompressione da genocidio. Le esercitazioni militari, i pezzi forniti di F-35, vari rifornimenti, pallottole, munizioni, tutti partono anche dalla nostra isola e qui invito la vostra personale curiosità ad indagare. Si continua con questa ipocrisia spudorata nei confronti delle cittadine e dei cittadini. Questa ipocrisia spudorata di cui ci si fa portatori in segno di valori che sono quelli di base umani in realtà, ben intrinseci in ciascuno di noi. Ruolo chiave in questa ipocrisia spudorata è sempre categoricamente ricoperto dai media, che si tratti di Sardegna o di Palestina, come ricordava Ida prima. Il colonialismo deve proteggersi, si deve tutelare, si crea e si mantiene tramite la diffusione di informazione al pubblico. È importante mantenere un certo tipo di equilibrio a livello psicologico, un equilibrio che permette sicurezza e insicurezza. Mantiene tutte e tutti in questa banalità elevata. È importante mantenere un certo tipo di equilibrio affinché il colonialismo materiale si esplichi, ma il colonialismo materiale si esplica solo se prima è passato per un colonialismo mentale, psicologico. Si deve per forza passare per la materia, si deve per forza passare dallo psicologico per bloccare la materia, così come viceversa si dovrà passare per la materia per arrivare a quello psicologico. E a proposito di questo, ci tengo tantissimo ad esplicare come il colonialismo serva a dividere le menti, serva a dividere le volontà dei singoli ad unirsi e ad organizzarsi. Come diceva il primo ragazzo che è salito sul palco, a recidere ogni forma di azione diretta. Recidere, come invece diceva Ida, ogni forma di disobbedienza civile, non violenta possibilmente. A proposito di questo, quindi dopo la divisione, ci tengo tantissimo ad esplicare la necessità di parlare di collaborazione personale, professionale e comunitaria. La collaborazione tra individui deve e dovrà comprendere una collaborazione tra energie consce e subconsce. La seconda, quella subconscia, o meglio, la prima è concreta e reale, ma dipende dalle azioni. La seconda è più profonda, permette il mantenimento dell'energia e della forma e della forza al di là della materia, è connessione tra le anime. Questo è ciò che sta accadendo per la Palestina e lo pretendo anche per l'isola. Vi racconto un piccolo aneddoto
come ben sapete, cerco di occuparmi di Sardegna e di Palestina in quanto la mia identità è composta da queste due parti, imprescindibilmente l'una dall'altra. In un gruppo di comunicazione che ingloba tanti attivisti nell'isola, abbiamo avuto da poco un colloquio qualche giorno fa ed è nostra prassi raccontare un po' come siamo prima di iniziare a parlare di azione, perché ci uniamo, no? Uniamo un po' le menti, capiamo chi è in forma e chi invece magari il giorno è un po' scarico. Ecco, dopo il fallimento di un paio di azioni, il sentimento era questo: siamo un po' incazzati, siamo veramente distrutti, perché in questo momento in cui tutte le forze dovrebbero essere unite per la Palestina contro un genocidio, un massacro di umani in diretta TV, stiamo riuscendo a litigare anche adesso. Ho detto: ragazzi, per favore non ricadiamo nell'indottrinamento coloniale che ci è stato imposto. È normale discutere, è normale litigare proprio in situazioni in cui l'energia è alta, la tensione è alta. Questo deve essere ben chiaro. La comunità è la forza che muove tutto. È nella comprensione della pazienza che occorre a costruire questa comunità che riusciamo ad avanzare. Bisogna avere pazienza, ma una pazienza costruttiva. Non possiamo pretendere di lavorare tutti in un unico gruppo. Logicamente non è fattibile. Ciascuno di noi troverà il proprio subgruppo d'azione, con delle proprie idee, ma ci sono dei concetti che devono unire tutte e tutti, al di là dell'oppressore. Ed è per questo che vi ripeto che la comunità è la forza. Il mito dell'eroe singolo non esiste nella realtà. Esiste però una cosa: l'iniziativa e la responsabilità, che sono due chiavi irrinunciabili, che devono esplicarsi sia nel singolo che nella comunità, nel gruppo. Iniziativa e responsabilità. Da dove possono partire questi sentimenti? 1, dalla rabbia, dalla volontà di cambiare finalmente le cose. 2, dalla consapevolezza, dalla gratitudine di tutti i privilegi che possediamo in quanto classe cuscinetto, in quanto cittadini di serie B, che godono dei frutti della colonizzazione degli altri popoli. Colonialismo si regge sulla schiavitù che causa la paura e il terrore, sul razzismo, una finta superiorità che divide e controlla, e l'isolamento. Quindi questi 3 punti, schiavitù, razzismo e isolamento, si combattono e si distruggono con la collaborazione, la controinformazione non timida e la verità. C'è un antidoto per ogni punto, per ogni colonna reggente del colonialismo. Partendo dal concetto che vi ho detto poco fa del non pretendere che ci si unisca tutte sotto lo stesso gruppo, siamo tutte diverse, occorre settare solamente delle linee di unione comuni a tutte. Per fare ciò occorre semplificare. Si semplificano i concetti umani. Io li raggruppo in 3 punti specifici che spero possano aiutare a togliere ogni nebbia coloniale nella mente di tutte, che sono 3 punti: il rispetto, la cura e la protezione. Sotto questi 3 punti chiunque abbia una coscienza e un'anima viva può trovare unione. Il resto è fuffa. In questo momento storico il governo italiano, vi do la bellissima notizia, non so se è arrivata a tutti, del fatto che il governo italiano, rappresentato da Meloni, Crosetto e Tajani, è stato ufficialmente denunciato alla Corte internazionale di giustizia, per cui dovrà forzatamente dare delle spiegazioni che a noi non importano, perché fondamentalmente sappiamo benissimo cosa stanno facendo, ma dovranno dare una spiegazione alle future generazioni di ciò che hanno fatto.
È un governo che si rende complice di genocidio, ecocidio e tanti altri cidi. Si promuove come paladino di civiltà e progresso, innovazione, due parole che hanno sempre fatto parte del linguaggio coloniale ed imperiale, in nome della modernizzazione, del progresso che ammazzano ogni anima, un progresso basato su morte e sfruttamento di altri popoli. L'idea di modernizzazione, l'idea di progresso è qualcosa che alle sarde e ai sardi torna, no? Nel senso che forse siamo noi sempre state chiamate un po' antiche, uno stile di vita troppo semplice, gelosi. Con l'idea di modernizzazione tu togli un po' della tua identità, internamente pensi che non sei più adatto. È un meccanismo fine, sottile, psicologico. Inizi a toglierti un po' di identità, rinneghi la tua cultura, la snobbi, c'è qualcosa di più luccicante laggiù. E fidatevi, è così semplice controllare e distorcere le nuove generazioni che hanno perso la memoria di ciò che è stato, perché è importante dividere anche le generazioni, perché recuperare la memoria è un processo faticoso. E siamo qui oggi anche per questo, penso. Ti concentri tu su di te soltanto, è individualismo da te richiesto. Io. Che senso ha parlare dell'io in un contesto abitato dagli altri? E chi sono gli altri per me? È così facile rompere un senso di appartenenza subconscio. L'individualismo è la chiave. Rotto questo senso di appartenenza, sei un uomo in mano al nemico, hai perso la tua comunità, hai perso la tua forza, non chiederai aiuto, sai di non poter contare su nessuno. Io vorrei che le generazioni di sarde e sardi future possano contare su di noi, sul lavoro da noi fatto, sulla loro comunità. Vorrei e pretendo che le giovani e giovani sardi non si sentano soli. Siamo noi a dover fornire loro gli strumenti se non ci sono. Bisogna prendere iniziativa e creare quegli strumenti, riempire ogni spazio vuoto con energia comune. Ci vuole pazienza, ci vuole tempo, ci vuole coesione, ci vogliono tante litigate. Sono necessarie. E questo è il punto. Il confronto, la collaborazione sono l'antitesi dell'isolamento. Compresa questa, avuta questa consapevolezza, oltre al fatto che siamo tutte diverse, bene, settiamo una via che è quella della giustizia, vedete che nessuno si tirerà indietro. I chiodi sono semplici: rispetto, cura e protezione per chi c'è e per chi ci sarà. Grazie. Grazie di aver ala. I mois e l'ompiasa e l'ompiusu a surtima ciacciarada de vaulasa. Issa esti storica, antropologa e esperta manna di archeologia del Mediterraneo e dessa lingua sarda, operatora linguistica e possacultura. Ha pubblicato articoli, circasa, pubblicazioni e libri. Pensa anche in intro dei limbasa de minoria, duisia da s'anima dessa civiltadi. Sceberai de abbarrai no esti simpli, ma i moi, poni di sfrozzasa e sagano scienziasa mannasa de cosa sua, può
può affortiare cussu chi pertocca da sa lingua e sa cultura sarda e pensa da proprio che sa lingua può di essere una grai de ballitoriu per si liberare del suo colonialismo. Ma po biri migliorare in su serio sa Sardigna in 20 anni, nara da cadoccada a sindiscabulli vinzasa de s'influenzia manna cadenti in medias massifusu, che contanta sa Sardigna in una maniera che da sigri a sciusciai in ponti de da giudai. I sardusu, fonti anticomunitariusu. Ad essi veridadi o esti una faula? Si tu conta da Joyce Mattu. Saluto a tutti, non sono storica e non sono manco grande esperta di archeologia, ho fatto qualche corso, ho fatto una tesi di storia, ma su che non tocca il nato. Io torno grazie a Daniela per il troppo. Prima di tutto grazie a Hans e a tutti i che mi hanno Mutito Anocche, Amedeo Casula, Riccardo, Daniela, Roberta e poi tutti gli altri, tutto il diminzo de Hans. Este malu a butto, come tenarana in orosei, allegare a posti della questione palestinese, che è per la questione sarda in qualche maniera. E sono emozionata, meta. Dunque, scusatemi se non riesco a narrare tutto. Tanto, in generale, io non allego chi è iscritto, però tengo bisogno, poi ho pensato che mancare serviti qualche citazione, qualche mentovonzo di qualche razzista che ha legato della Sardegna, e dunque già qualche note no, che mancare la mosa allegere. Come te, io sono anticomunitario, io sono individualista, già. Come te nasciti namusu questa idea, è faula o no, è aula o no. Nasciti non li così, che qualcuno manda tenanti la diapositiva, o no? No, io non lo tengo su telecomando. Boh, vabbè, io sono antitecnologica. Da sagato. Anda bene. Oh. Tanto, come te nasciti? Forse sì, in tanta maniera, già, però se queremos cominciare da qualche loco, potremmo allegare del binomio, namuso, storico-religioso, antropologico-religioso e archeologico, che due personaggi che sono veramente mentovati, famiglie, eccetera, hanno vraicato questa idea che la Sardegna, che è sul centro, che ha costante resistenza alle sarde, quanto sbagliata, è qualche cosa determinata da sul pastore guerrieri, no? Che Liu, Petazzoni e Cantubitti, siamo partito, siamo da non si tratta qui di divinità, ma di uomini appartenenti a varie classi, eccetera. Quasi tutti hanno un'impronta solenne, eccetera, ma i tesoro tengono una spada, tengono custo, tengono satiro, sono guerrieri, pronti o hacker la guerra. Dunque, già questa idea, che è presentata in tante maniere, già che in sorbronzetto, che in già cultura, che in inseminazione della dea madre, che in questo toro fantomatico a un certo punto, che vabbè è andata insomma imprensata già dea da Oiacrasa, no? Prima batta già dea, prima tutto pacifico, prima su toro, il toro, no?
che insemina la dea. E va bene. Tanto questa cosa proprio dei pastori guerrieri, senza arrivare a pastori vervecchie, isolamento, individualismo, anticomunitarismo, ha fatto tutto un percorso in suo secolo, anno, e Gaisikinde, e finché ad arrivare poi a Susardo Spatter, questa bella altra invenzione, no? Che è romana, latina, è una storia lunga, questa che non posso contare no, che però per il gusto non biti per un deus utando, no, però biti già della madre, no, che in Palestina un pacco in tutuve, però, vabbè, Sardo Spatter, che per il gusto, guerriero che ha condotto i sardi alla salvezza, alla fondazione un montone di cose. Quindi questa cosa idea ha dato questa idea che Sardo, la Sardegna, da epoca protostorica e preistorica, itti una terra de pastori e guerrieri, che praticamente la gente itacchiata, non è che bini che i pastori si potevano impreare in cose de caso, de travalli solo, no, deviano anche la guerra, deviano anche e biasa guerra. Poi non bini mastroso dell'inna, mastroso erreri finza solo a un certo punto, non bini nuda, non bini eminasa, in questo luogo non bini eminasa, che a tutto canto so de piana guerrare e in tutto pastore e guerrieri, no? Poi questa guerra, a parte questa questione il pericolo viene dal mare, tutto canto, questa guerra i tipo l'Illiu in particolar modo è nata intra las tribù, no, vicino, no. Quindi tutto questo chiaramente a YouTube, poi a tanto altre questioni, e però come è nata Augusto Mulas, che spero una diosata ravenzata nocche, come ha chiata questa gente, no? Che in tutto impreato questa guerra, come ha chiata a costruire Nuraghese, Puzzo Sacro, Tumbar dei giganti e tutto su che li schimo, su ceramica, su cantubatta, sì, in sempre impreato questa guerra, come tacchiana, no? Giustamente, è una domanda non logica, no? Questa che non questo è in sempre grande, e vabbè, poi te non mandai bene a essere una comunità, no? E dunque già, come si spiega, giuvattu chi bisogna, bini, santuario, uve la gente, andai tutto pinnica, de uno vedizzolo a satteru e si sattoviani, eccetera. Per questo è un momento che non si comprende, te in intro della guerra entra su una esatta tribù, no? Come chiana, e vabbè. Tutta questa idea andano innanzi, no? Finza a Pacorloco, Malunito e Cantubitti, poi sono tutte idee che hanno posto a postisi, finza poi sono piemontesi, eccetera, eccetera, poi arrivano chiaramente idea no? Dell'Ombroso, ma zai allegamo de Francesco Cetti su 1765, 68, eccetera, cito qualche cosa, bormento qualche cosa, ipotizzò l'esistenza di una razza sarda estendendo agli esseri umani la sua idea di impiccolimento dei quadrupedi, no? Determinato dal clima secco sardo che restringerebbe i corpi. Vabbè, questa sono cosa pubblicata, Poi metà del XIX secolo l'appartenenza alla razza sarda significa determinati comportamenti criminali e alla condizione di sottosviluppo, è data dalla condizione di sottosviluppo economico.
Arriviamo al darwinismo sociale positivista che ci spiega in termini razzisti, già mica palestinese, le concezioni della selezione naturale e la sopravvivenza del più adatto all'ereditarietà. Il primo testo del razzismo scientifico, Mantegassa, eccetera, cattedra di antropologia, noi che siamo già legande de un'use capestriri, cioè siamo già legande de cattedra di antropologia, va bene? E dunque, prima commissione parlamentare d'inchiesta in Sardegna, piano di rinascita, descrive i sardi come caratterizzati da un'inerzia sconfiggibile solo dall'avvento della civiltà moderna tramite la scuola e le ferrovie. Chiaramente il pastorio deve sparire, no? Cesare Lombroso, il fantastico Lombroso, fondatore dell'antropologia criminale, sosteneva che determinate caratteristiche fisiche fossero segni della generazione razziale di una mentalità destinata al crimine. La ridotta capacità cranica dei sardi, lo stato selvaggio e la propensione all'uso del coltello e alla vendetta. No? Tutto questo non è che voi imparate che so sardo potete stare tra iso, comunicare tra iso, sa giudare a pare, sa trattamento, sa giudicare. No, coltello, vendetta, questo naturalmente. Quindi erano le caratteristiche etniche del sardo, specie i suoi avi africani orientali, intendiamoci, a causare la maggiore frequenza di omicidi nell'isola, non la condizione economica, e va bene. Poi questa cosa diventa ortodossia accademica, arrivata, no? Lombroso, un dischente, Paolo Rano, i Cantositi, e chi si idea di sul legame causale, quindi causa, del comportamento è genetica. Orano definì la società sarda come immobile, estranea alle conquiste della civiltà dato il suo isolamento, perciò i sardi sarebbero moralmente e biologicamente anemici, che capaci di esprimersi solo in forme barbare. Schimuso, mica le schiane a legare o altro. Niceforo, escludendo la causa economica, spiegò l'alta incidenza nell'isola di determinati reati, eccetera, dati da fattori biologici del sardo, il temperamento etico regionale. Ogni varietà razziale, infatti, sarebbe caratterizzata da un surreato specifico e i sardi sono predisposti al delitto di sangue. Chiaro? Cioè, noi siccome e simusu, e si spanto che siamo tutto parisi, no? Che è tutto pinico. E simusu, vocamo a leppa, e vabbè. Se murgai. Cioè, poi, la Sardegna, Veneti, posta in intro de popolo primitivo, razza già inferiore, per il risi, non abbiamo imparato che siamo selvaggi, cantubata, e quindi vabbè. Arriva Sergi, i sardi sono rimasti immutati, eccetera, eccetera. Cioè, la psicologia del sardo è quella del primitivo. Le sue concezioni mentali sono ristrette, egoistiche e sentimentali. Esichimus, si chiedite se potremmo seguire all'infinito, no, in tutto questo. Questo è uno bello. No, andate avanti un attimo. Boscherio anche Riviera, a proposito di Orgosolo, uno bello. Sono io che devo. Allora, Sardo Pater, l'amor visto. Niceforo. Ok. Arrivata poi il processo di industrializzazione, no? Forzata, piano di rinascita, cantubata. I tacchimuso. No, che già passare se non vi potete stare. No,
Dobbiamo eliminare questa categoria individualista, chi vrimata sul progresso, chi vrimata cosa, e parisi che in questo chiaramente Zalimba, no? Non è chi potremmo anche allegare questa gente tipo barbaro, tipo animale e cantobata. O Zicchire che in questa cultura arretrata, che in questa cultura selvaggia e cantobata. Dunque già una bella colonizzazione culturale, la multità di insediamento, dall'umano, forse sì, la cosa manna nostra, è proprio il processo di colonialismo interno e di autocolonialismo, sa colonizzazione culturale e linguistica, chiaramente. Poi questo aiuta a non reagire, a non si giacumare, a non sabizzare di che siamo su binde, no? In qualche maniera. Dunque già te succede che che ne vabrica, già questo, già eccetera, eccetera, sì, che ti questa cosa, padre, padrone, padre eterno, de Gavino Ledda, e poi si chiediamo a legare la costruzione di identità a Sardigna arcaica, a Sardigna isolata, a Sardigna già mezzo su cosa, noi scoite, a paesaggi mitici, bucolici, tutto solitudine e cantubata, no? E poi Zicchini, vabbè, per altre questioni, è proprio in questa costruzione andiamo su dell'identità di questa Sardigna arcaica, isolata, anticomunitaria, vendetta, banditismo, che rimusa a legare di tutto i film, e romanzo, e cantubata deja su banditismo, dove lo poniamo su banditismo? Il coltello, la leppa, questa è proprio la vendetta, cioè, è tutto Sardigna questo, no? Dunque, immaginiamo, se potremmo pensare di essere comunitario, no? Che in tutta questa letteratura che teniamo da già protostoria, prestoria e zicchimo galuoia, quando vanno a film in sardo, sono mascamente i sopra delle questioni negative, difatti sì, io mi domando, ma poi te non vi resistimmo a che un film, no? De narrare, de allegare della comunità, del spirito comunitario sardo, che poi non è via sardo, è palestinese, è di tutto già comunità rurale, chiaramente, e poi l'ospitalità dove la chiediamo sponnere, che poi io non si comprende come anche nel gusto ospitale, che amica sarda palestinese, succede invece, no? Il contrario. Dunque noi siamo ospitali, però diventiamo guerrieri, non si comprende come queste due cose possono andare d'accordo, vabbè, siamo stonti, non arriviamo, no? Tanto il pastore isolato, sempre a Leppa, pronta per pungere satiro, no? Però, vabbè, tutto giorno là che ne parisi, a tramudare nei parisi, e sono amici di pasata, uve lo sponimo, cioè sono amici che si frimaini, cioè in cada vita, uvandaini, no? Sicuramente iti avvocare delle papere in cui, no? Poi pascoli comuni, cioè l'anno non si è legata del fatto che proprio quella zona delinquente, no? Che hanno allegato il perfetto delinquente, Gerrei è Barbagge, no? Per gli Ozzastre e Cantobiti, non hanno fatto tanca già serrata, già muro, fatta già a ferra. Non hanno fatto questa cosa, poi Paberile, comunale, eccetera, sono barrato a comune. Dunque, pascoli comuni, i pastori, no? Ma questa cosa come te potete essere, no? Questa gente che andate in sumatesi locu a paschere. Tacchi una guerra per in cui, no? Non è che potevano anche altri. Vabbè. Va tantas cose, no? Vanno tantas cose, però io chiedo
qualche esempio, no? Quando poi a chi mojo già zesta, già può narrare, no? Che poi teniamo un montone di esempi di comunità che voi si conoscete, se in una città, se in una vita e non bosacco già conca a botto, però come può narrare la gente è andata a Toscana, è andata a Francia, è andata in Lombardia, è andata a Teruve, sicuramente naschini, sosozio, de sardo, posi evocare dell'EPA. E mica atero. Tenene, gli manca, no, questa cosa di sgherrare. No, gli manca, non sponiamo sotto pinni, cosa gai, gherramo, ogni tanto, no? Poi su canta tenore, su ballo, già vinnenna, podimo, già legare, già sozio, già chi, a mani, già esta, ma a che su pane, to dire mendula, to dire tutto canto, su chi perta o cata già, su pastorio, su agricoltura, canto bat, tutto in comunità. Non bito una cosa, crescere sosizzo, no? Per i cussu, cioè sosizzo inizio della comunità, però si commenta, lì, petazzone, lì cefora, tanto abbiamo imparato per andare bene, siamo anticomunitario, individualista, ma sicuramente sono pastori guerrieri, no? Che anche tutto parisi, chi sosattero, come tutto questo, no? I sardi all'estero, questa è una cricca, come bisogno due, che tengo autorizzazione, che io serviti di autorizzazione per la fotografia, ma questo sono un montone di gente, no? Tutto sardo, che partono dai carboni, arrivano a Eurosei, a Tazzari, a Cantobata, che si sono riuniti per cocchere, perché e si mutano sossa arrostidores, no? In Toscana. E Trasateru, sto finendo, Trasateru viene da vita diversa per in cui, immaginate bojo questa cosa che già tu viene, no, per dire cosa. E dunque io mi naro, vabbè, in occhio, tanto il momento comunitario, su porco, eccetera, eccetera. E poi mi dimando per uvesemo noi, cioè, oie, non siamo ubriachi sotto tu canto, no? Abbiamo mandicato uno a un'ala, una satira, sicuramente tutto già manio, di minzu, che beste è stato, per carità, una bria, sempre briande, no? Anzi, questa è già dimostrazione che Vorzisi, qualche cosa, non l'hanno contata male. Vorzisi e Puite, naturalmente, noi siamo colonizzati culturalmente, colonizzazione interna. Uno dei processi della colonizzazione interna è proprio la colonizzazione culturale e in intro la colonizzazione linguistica. Noi arriviamo a pensare che siamo su chi non ha contatto. Tanto se non teniamo lo spirito critico, di vivere, ma a bere questa cosa è gai, arriviamo a essere o a contare, come sono accende intanto, per gli intellettuali, gli accademici, e cantubata, galuoie, guerrieri, fortezza, no, cioè, che narrare. E arriviamo a contare su chi non ha contatto di noi, e arriviamo a pensare che siamo a berugai. No? Che teniamo no, ma Cudor Bria, una cooperativa Bria, io vi ho qualche cosa, in Dorgali, può narrare tenene, la cooperativa del pastore, sta andando benissimo, non ne ha, cantubata e quando le cose sono attesa, che la gente è formata per i polacchi, no? In Bretagna è nato, hanno piccato sul sistema comunitario, come su nostro, chi biti in cui hanno formato la gente, pastori, agricoltori, mascalmente, che vanno vacche in cui, eccetera, sociologia, economia, cantobata, hanno unito le competenze, no? Che servivano al suo sistema comunitario. Gai e tutto hanno fatto in Durgali, in Tiruve, assolutamente.
Dunque, già il problema che è il processo di industrializzazione sul piano di rinascita, per si devono formare pastori, massai, pescatori, cantubata e valorizzare, dare valia alle risorse naturali della Sardegna. No, nos hanno aiutato a tener forma di colonizzazione interna, che chiaramente questa autocolonizzazione, che la classe politica è assolutamente complice di tutto questo, no? Attazzuato tutto questo. Dunque, Giacomo Zerro, che in questa cosa, cagai, non cantiamo sotto canto. Io sono originaria di Ovoda, Barbagia dell'Ollai, però sto dai 20 anni in Orosì, sono stata Kurdistan, Teruva, eccetera, eccetera. E quando sono andata, no, curdo est non parco malo, però in cada vita sono stata in Castello e ho allegato Castellaio, ho allegato, so allegando come in Oroseino, batta qualcuno che è di Ovoda e a tenere, ma cosa potete stare allegando in Oroseino? Cioè, noi stiamo allegando in Ovodesio, che come sono più accostumata a allegare in Oroseino, ma è per una provocazione che non dobbiamo accumare che noi siamo sardosi. Siamo tutti sardosi e siamo tutti palestinesi. Grazie a Joyce. Grazie a me. E te? No, aspetta, però questa la dovevo. Non ti intendevo su che non tenessi su No, microfono. aspetta, no, questo lo devi opponere. No, non c'è non vede la diapositiva? Fuori da noi? Domini do rabandai, non ha sacabau? No, c'è questa immagine che io oppongo. Ah, ok. Chi non es intendi o esti gicendi uno? Ah. A tutti. Grazie a Manasa a tui Joyce. Ebbene, Meda, e questo fu la l'ultima dei questionadas che io uso a intendi oi in faulas, ma anta sigiri crasi. Si sei spassiausu? Agradeço, Eisi. Bene, Meda. E insandusu, narai duburu a su presidente de ANS, Riccardo Pisu Magia. Dorra viai, Ricky. Bene. Vuoi dai due in lettura? Vuoi dire anche una cosa? Solo una cosa, grazie a tutti, per me è stato emozionante me, da un certo punto mi è calata una lambrica. Una cosa di importo, non finite no questa serata, come besesi una vaga fuori in su foyer e poi tornavo a entrare, che 7 mesi che stavo un reading, bello meda, con Fulvio Coglia e Jonathan Mirai, tanto tenevo questa possibilità di desire, di si può fare un caffè, una tassadeino, ai 7 mesi puntuale, spero, Un'altra cosa, tornare grazie a un'altra volta a Eia TV, a su Service, che hanno fatto un traballo umano, tornare grazie a chi è venuto per questa occasione de largo, che è venuta gente che non vive in Sardegna, gente che non solo tra i schiantavo e dau, ma vince amigos che hanno pagato un aereo proprio per venire a Faulas a partecipare con noi. Grazie a isso e grazie a vince a tutto canto su Fontienioso de Sardegna. Grazie a me. Eia, tandusu. E moi pedeusu a tutto iscumbidausu ca santi preziausu dessa conoscenza e presenza in solo di avviare in su palco, tutto parisi, a sipigai una bella saccata de manus del suo pubblico, avviai da ogni danzo gusto, in su interi. Grazie a po' commenta punao questa conoscenza
Mauro Piredda, grazie a Aide Esu, Mattia Murru, Alessandro Columbu, Joyce Mattu e Ashlam Hamaidan. Grazie a voi. Grazie a vosatrus po... come in teatro. E grazie a suo pubblico, chiaramente, che è in noi e che davvero, se senza del pubblico non si fa di mai nulla. Grazie a vosatrus. Ricca, come te sempre, si ho preziai dei donus che questa borsicetta, prodottus, grazie. I borsettas de faulas, questo esti... du depunai puru, che appusti, da si già in audui, deu come ti fai sa consigna a Sigu, da si in audui, c'è da essi su concerto degli anni muru, in noi in foras, in su foyer, podeisi pappaisi, podeisi pasiai, passi là uno paghettedo, fai tutto questo che dopesi fai e bandai vinces a sa mesicedda su banchittedo che c'è e ci potete agattare tutto le cose de faulas fuori dai con i spicciocas e spicciocus che tenenti una sura de cose che si contai in pizzo su delle attività che fanti che feusu in tutto sanno poi come ti sapponavo a 5 mesi funti spainauso e spainadas in tutto sa Sardegna e nulla apposti si dorrai noi che da Sinaudui Ciadi su spettacolo de Fulvio accompagnato da sa chitarra de Jonathan lettere blues uno spettacolo bello meda non si duperdaisi e appostisi de gusto due dai finzase una pariga de proiezionisi de filmisi e funti Dunarui moi? No, sì, aspetta, sa Gianesti prima o appostisi che dopo scritto con Sabina non ci comprendo nulla. Tanto, una volta che torrauso a entrare in noi, che si castiauso su bello il reading di Fulvio e di Jonathan, torrauso a essere, che è saghena in noi in piazzetta Corrias, podottusu, non serve prenotazione, e appustisi che vunti in piazzetta Corrias balloso. Invece in Sospitali Santi Antoni teneuso due proiezioni, una sinara da Salimba de Gabriel. Gabriel è una sozia de ANS tedesca che ha fatto uno scevero di vita mannu da bene a vivere in Sardegna sa da imparare su sardo e Dante ha fatto un documentario a pezzo di gusto e adesso è bello partecipare a via di questo documentario appusti del suo documentario di Gabriel che è un'altra proiezione un film di Antoni Conzu che è un regista di Orgosolo che sa tra die ha fatto essere un film bellumeda si narra da Cuovadis Sardegna a pizzo di speculazione energetica che abbiamo in Sardegna. Altro tema che non poteva mancare in questa edizione de Faulas. Però, visto che so voi dando gommo, permettetemi di tornare grazie a Daniela e di dar regalare a Savuru. Grazie a Ricchi, grazie. Una bella borsitella. Grazie. Ricca, volessi darei grazie a Calankunatra, a tutti i volontari, i volonteras che traballano a me con ANAS, fanno un traballo mannu di afferasa. Deus su chi che buona dessa gara, che bessi da su palco, però su traballo diventa vero tutto isatro. Hanno una frase bella me da Halam, prima no, questa comunità non è fatta, non teneu su eroe o una persona che vinca da solo. Che c'è bisogno di tutta una comunità che traballe, tutto parisi, che non si fa nuda, ma nuda. E tanto grazie a me da tappo fuori questa citazione. Grazie, e tanto su potevo usare noi, aici, tutto parisi. Grazie a Dea Verasa, poi esisteti sui noi, come sempre esti stetiu bellissimo, ascoltai i voci dei professionisti che hanno stati su noi su palco. Grazie a esibieu su crasi con tutti i eventi che ci funti del su mangiano a Sumeria e sanno chienidi e atrusanno su sempre melusu. Saluti a tutti, esibieri sana, se sanno su.